Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì. Oggi è il giorno dopo il risultato dei ballottaggi e noi commenteremo questi risultati con gli ospiti che sono qua in studio, gli ospiti che abbiamo in collegamento via Skype. Ve li presento immediatamente. Qui c'è Alberto Cappelletto del Partito Democratico, per arrivare, buongiorno, sta per arrivare anche Claudio Borgia di Fratelli d'Italia. Collegati con noi via Skype Roberto Marcato della Lega, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. E Fabio Maggio di Forza Italia, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Dunque, prima di iniziare a parlare, a vedere i risultati, a parlare del risultato più eclatante che è quello di Verona, parliamo anche di cronaca, perché questa mattina è morto Leonardo Del Vecchio, imprenditore e fondatore di Luxottica, la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti che conta circa 80.000 dipendenti e oltre 9.000 negozi. Aveva 87 anni compiuti il 22 maggio, era ricoverato al San Raffaele di Milano, dove si è spento, come vi ho detto questa mattina. La sua ricchezza al 10 aprile 2022 era valutata in circa 27,3 miliardi di dollari. Questa dunque è la notizia, ma andiamo a Bibbione nel Veneziano perché c'è stata una sparatoria fra cittadini albanesi, 3 sono i feriti. Ci colleghiamo subito con il nostro Guido Barbato. Guido, buongiorno. Buongiorno Daniela, è stato un risveglio di questo lunedì davvero inatteso e tragico per chi abita in questa frazione del comune di Bibbione. Siamo veramente nella zona centrale di Bibbione Pineda, perché il fatto di sangue che tu hai appunto che hai introdotto è avvenuto a pochi passi dalla parrocchia Santa Maria Assunta, quindi in centro a Bibbione. Vedete in questo quartiere che ha un aspetto sia residenziale per chi ci vive, ma anche dove ci sono molte ovviamente affittanze. Però il fatto è avvenuto all'esterno, appena fuori di un condominio di case pubbliche, all'incrocio tra via della Vega, dove ci troviamo in questo momento, davanti al civico 7A, e via Andromeda. Il quartiere appunto è conosciuto come il quartiere di Stella Sirio, proprio perché contiene anche molti edifici di proprietà pubblica. E davanti a un certo punto c'è stato questo litigio molto forte tra 3 cittadini, si dice appunto di origine albanese e di età diverse, per motivi che possono essere collegati o a questioni di lavoro, ma probabilmente al compenso del lavoro. Probabilmente uno di loro lavora nel settore del giardinaggio. Fatto sta, insomma, qualcuno ha perso la pazienza ed è uscito di casa o perlomeno aveva uscito di casa sia dalla sua casa, perché tutti e 3 risiedono a Bibbione, anche se non tutti ovviamente in questo condominio. È uscito di casa armato e ha sparato dei colpi di pistola all'indirizzo di un connazionale. Anche qui non abbiamo grossi dati sulle età, contiamo di darvele, e queste appunto sono le tracce della sparatoria che è avvenuta poco verso le 7 stamattina in questo luogo appunto tranquillissimo, per motivi probabilmente, come detto, riconducibili a compensi, a denaro o chi lo sa, magari anche a una società che i 3 detenevano insieme per lavori che svolgevano in comune. Fatto sta che le persone d'intorno si sono alzate di soprassalto, qualcuno non si è nemmeno esattamente accorto, ci ha detto sono uscita di casa quando ho visto le ambulanze che prestavano soccorso. La situazione è molto grave, se non disperata, per uno dei 3, gli altri 2 pare che uno sia appunto trattenuto dai carabinieri e un altro presso un altro ospedale a San Donà, mentre quello più grave sarebbe all'Angelo di Mestre. Il resto della vicenda, il resto dei dettagli al momento non li abbiamo, ma contiamo di darveli nel corso della trasmissione. Grazie davvero Guido, ovviamente ci puoi chiedere il collegamento quando avrai ulteriori notizie di questo fatto di sangue che ha sconvolto Bibbione, insomma una sparatoria in un quartiere, come avete sentito da Guido Barbato, un quartiere dove residenziale, dove vivono molti cittadini. Adesso parliamo invece di politica, torniamo a parlare di politica e parliamo di una delle piazze. Guardiamo la scheda, i dati di Verona con la vittoria, l'avete vista, di Damiano Tommasi, nuovo sindaco, con il 53,4% contro il 46,6% invece di Sboarina. Quindi parliamo e poi sentiremo anche le parole di
di Tosi, però prima un commento a caldo da Roberto Marcato. Roberto, una piazza importante che è stata persa dopo quella di Padova. Sì, e guardi, io sono più preoccupato della reazione al risultato che del risultato stesso. Nel senso che le sconfitte in politica ci stanno, non è, si vince e si perde, non è questo il tema. Il tema è che di fronte a una sconfitta netta come quella di Verona e prima di Padova, una classe dirigente all'altezza delle aspettative dei cittadini che rappresenta deve fare un'analisi coraggiosa, anche violenta, sincera, e capire le cause che ci hanno portato a tutto questo, perché è evidente che insomma, il caso Verona è eclatante, è una città di centrodestra da 1 miliardo di anni, perderla così fa doppiamente male. E fa doppiamente male perché poi dall'altra parte non vince il centro-sinistra in quanto tale, nel senso che di fatto hanno oscurato i partiti di centro-sinistra, vince un candidato civico con la sua forza e la forza del mondo del civismo che l'ha sostenuto. Allora, credo che un'analisi da questo punto di vista va fatta. Se invece adesso ci lecchiamo le ferite dicendo che va tutto bene o dandoci delle pacche sulle spalle, allora la vedo davvero dura e diventa preoccupante. Dopodiché, siccome questo tema lo pongo solo io, probabilmente è un problema solo mio e ne prendo anche atto, voglio dire, quindi non è nemmeno un tema politico. Fabio Maggio, un centrodestra comunque che non è più compatto. Un centrodestra che poteva essere compatto al secondo turno e che non lo è stato, e questo è il risultato. Quindi condivido molto di quanto Marcato ha detto. Non è certo leccandosi le ferite adesso oppure gettando gli strali addosso a qualcuno che si riesce a fare sintesi e a ripartire. Sicuramente il risultato pessimo, non tanto della coalizione in sé per sé, quanto di scelte personali e autonome, è evidente sotto gli occhi di tutti. Voglio dire, i dibattiti degli ultimi giorni e delle ultime settimane di Verona sono stati abbastanza eclatanti. Ecco. Alberto Cappelletto, ha vinto il PD o hanno vinto le liste civiche? Ma ho sentito anche quello che ha detto Marcato, secondo me hanno vinto quelle proposte che rappresentano il territorio, rappresentano i cittadini. Quando si parla che i partiti sono stati oscurati da parte delle civiche, no, il Partito Democratico ha ritenuto di voler fare una politica, poi nei mesi passati anche lo stesso segretario Letta sta parlando continuamente di campo largo. Campo largo non vuol dire espressione partitiche, vuol dire anche la ragionare con la società civile, con le associazioni, e quindi ben venga se vi sono persone o progetti che rappresentano la società civile. Il Partito Democratico è una forza democratica e vuole sostenere queste espressioni, quindi questo ha dato dei risultati, ha dato dei risultati positivi, e in questo momento possiamo che dire siamo molto soddisfatti come Partito Democratico. Ecco, io sentirei anche, se la regia ce la fa sentire, le parole di Flavio Tosi subito dopo il risultato della vittoria di Tommasi. Sentiamo le parole e poi le commentiamo. All'interno della Lega, per quello che è stato il prima, durante e il dopo, Roberto Marcato, quando Salvini comincia a parlare con Flavio Tosi, quando Matteo Salvini è segretario della Lega, e anche Alberto Stefani, perché appunto anche lui poi ovviamente è responsabile regionale, quando comincia questo dialogo, che comincia più di un anno fa, ci confrontiamo, arrivano bordate a alzo zero, mentre per dire Tony Darè si spende in maniera diciamo positiva per la Lega, e mentre Salvini aveva fatto questa scelta di dire dialoghiamo con Tosi, Zai ha messo un veto pesante, dico, ripeto, soprattutto attraverso Marcato, ma l'ha detto lui stesso, ha appoggiato in maniera esplicita, netta, chiara Federico Sguarina in tutta questa campagna elettorale, e il dato significativo è, al di là dei gossip
che dicono che Luca Zaia avrebbe telefonato a Federico Sborina dicendo tieni duro, non apparentarti con Tosi. Ma al di là dei gossip, poi c'è il fatto che l'unico big che poi si è speso negli ultimi 15 giorni, Salvini è sparito, la Meloni è sparita, l'unico che ha fatto un video ieri, credo, o l'altro ieri, con Federico Sborina è stato Luca Zaia. Vuol dire che il mancato apparentamento è stato fatale e quindi chi ha voluto per il mancato apparentamento ha fatto del male al centrodestra, ha fatto del male a Fratelli d'Italia e alla Lega e anche a Forza Italia, comunque a tutto il centrodestra, perché uniti, stando a questi dati, si sarebbe vinto. Roberto Marcato, parole insomma dure di Flavio Tosi. Sì, ma io Flavio lo conosco bene, lui è un politico che da quando è stato cacciato dalla Lega, grazie all'intervento del sottoscritto e di tanti altri militanti che l'hanno di fatto indebolito all'interno del partito, perché lui aveva gestito il partito in una maniera inaccettabile. Da quando è stato cacciato dalla Lega non ne imbrocca una, non ha vinto una competizione che sia una, e ha questa tendenza a dare sempre la colpa a qualcun altro. Ecco, i leader veri sono quelli che si assumono la responsabilità di un risultato, perché insomma io ricordo le sue parole in campagna elettorale, era lui che pensava di andare al ballottaggio e non Sborina, e quindi insomma il fatto che lui non sia andato al ballottaggio è l'ennesima riprova di una sconfitta. Dopodiché io lo conosco bene e lui ha questo atteggiamento di cercare sempre le cause e le colpe in qualcuno, in qualcosa che non sia lui. Sta di fatto che noi siamo arrivati divisi, questo è il tema, e io vorrei capire perché siamo arrivati divisi. Perché fossimo arrivati compatti, tutto il centrodestra più il mondo civico, avremmo avuto un altro risultato. Dopodiché è anche vero che un sindaco uscente che prende il 30% qualche domanda la pone, perché sappiamo che c'è una regola abbastanza aurea nella politica che ci dice, che ci racconta che il 99,9% periodico dei sindaci che escono al primo mandato vengono rieletti. Il fatto che Sborina abbia avuto il 30% qualche domanda la pone, e anche su questo va fatta una riflessione. Però bisogna capire perché siamo arrivati così tremendamente tardi e così tremendamente divisi. E queste sono le cause che vanno analizzate. Fabio Maggio, Flavio Tosi dice insomma è sparita la Lega, sono spariti i Fratelli d'Italia, è rimasta Forza Italia. Ma allora i dati elettorali segnano sicuramente un forte calo dei partiti di centrodestra, ma ribadendo quello che si diceva prima, se si guarda il dato elettorale, oggi chi ha drenato consensi non è certo il Partito Democratico, ma è la lista del sindaco Tommasi, che ha di fatto fatto l'asso pigliatutto. Quindi credo che la differenza, come spesso accade nelle elezioni amministrative, la facciano le persone. Proprio per questo sorprende anche il dato dell'affluenza, lo diceva prima Marcato, un sindaco che al primo turno prende il 30% deve dire qualcosa in più anche il fatto che al secondo turno ci sia stato tutto questo astensionismo. Quindi io credo che l'analisi debba essere fatta complessivamente. Le parole di Tosi sono io credo mirate, ecco, diciamo, ai suoi ex compagni di partito, ma in generale la riflessione che deve essere fatta è quella di trovare, al di là dei personalismi, le ragioni di un tracollo di questo tipo, insomma, ecco. E di certo la responsabilità è equamente condivisa, ma se c'è un candidato sindaco deve anche assumersela. Subito dopo dunque la vittoria abbiamo sentito adesso Flavio Tosi, sentiamo invece le parole ovviamente di soddisfazione di Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Sentiamo che cosa ha detto. Rappresenta per noi davvero un risultato storico di grandissimo rilievo che penso possa aprire una fase nuova a Verona. A lui voglio dire che
ha svolto una campagna elettorale molto significativa, è riuscito a parlare al cuore dei veronesi, ad ascoltarli, a proporre una visione della città più moderna, più aperta, più europea, e soprattutto è riuscito a infondere fiducia, coraggio in un momento come questo così importante nella vicenda politica della nostra regione. Da oggi mi auguro si inizi a scrivere anche una storia diversa qui in Veneto, anche grazie ai risultati di queste elezioni amministrative. Diciamo che la rinascita, la ricostruzione del PD in Veneto parte anche dalle città, parte dalla capacità di parlare dei temi che riguardano i veneti, di fare delle proposte, e naturalmente le prossime scadenze che avremo, a cominciare da quella di Vicenza, le affronteremo con una grande voglia di vincere. Da qui alle elezioni regionali la strada è ancora lunga, io sono molto consapevole delle difficoltà che sempre ci sono in politica, non faccio in genere sogni campati in aria, però penso che con la politica, che con il buon lavoro potremo essere competitivi anche alle prossime elezioni regionali. E del resto qualcosa in Veneto si è chiuso. Un ciclo politico mi pare al tramonto, Zaia non sarà più candidato, quello che è successo anche in queste ultime elezioni dimostra quello che sto dicendo, e quindi è assolutamente necessario per noi e per il centro-sinistra e per le forze civiche, non solo quelle di sinistra, ma quelle ambientaliste, quelle anche moderate e liberali, farci trovare pronti con un progetto alternativo. Ci ha raggiunto in studio Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Dunque, stiamo facendo vedere insomma, la vittoria del centro-sinistra a Verona, che è una svolta importante, e io volevo anche chiedere a Roberto Marcato, poi lo chiederò anche a Cappelletto e Borgia, una nuova svolta, dice, si cambia, un nuovo capitolo per il Veneto, ovviamente si parla delle regionali del 2025. Ma guardi, io l'ho detto questa mattina in un'intervista. Il 12 di giugno è successo qualcosa. Allora, se noi non prendiamo atto di quello che è successo e non reagiamo come siamo in grado di fare, noi rischiamo di perdere anche la regione. Quindi quando il segretario del PD pone questa questione, insomma è un uomo lucido e non è un uomo, come dire, abituato ad enfatizzare i concetti, dice una cosa vera. Ma qui la palla ce l'abbiamo sempre noi in mano, perché con il lavoro che è stato fatto, con la classe dirigente che ha il centrodestra, in particolar modo la Lega, che è il primo partito, insomma, con la storia, con i risultati che abbiamo avuto in questi anni di gestione della regione, per come abbiamo gestito la guerra tremenda contro il Covid, per la qualità della vita, insomma, per una serie di primati che abbiamo raggiunto, noi abbiamo tutta la forza per poter reagire, però per poter reagire dobbiamo prima renderci conto degli errori che sono stati fatti, perché altrimenti si rischia davvero di mettere a repentaglio la regione, e allora diventerebbe davvero, cioè, immaginare di consegnare la regione Veneto al centro-sinistra per miopia mi sembra da irresponsabili. Io non voglio nemmeno pensare che questo possa accadere. Io spero comunque, come dire, anche queste elezioni diano lo scossone giusto a un torpore che un po' si era percepito anche in noi, perché poi quando tu arrivi da una competizione regionale che ti vede avere il gradimento di 8 veneti su 10, io parlo poi che sono stato il più votato di tutta la regione, il rischio di addormentarti un po' c'è, e quindi questi scossoni elettorali fanno benissimo alle classi dirigenti, fanno benissimo purché sì, dopo lo scossone non ci sia il ritorno a nanna, ma ci sia la voglia di reagire con rabbia, con determinazione, con passione, perché insomma noi siamo un grande partito popolare che da sempre rappresenta i territori. Noi dobbiamo assumerci la responsabilità di questo grande ruolo
che i veneti ci hanno dato. Claudio Borgia, c'è da ricostruire il centrodestra in questo momento? Guardi, io non sono così apocalittico, nel senso che ritengo che sono stati fatti degli errori. Il primo tra tutti è andare divisi, perché dove si va divisi, dove il centrodestra va diviso, perde. Ha perso l'anno scorso a Conegliano, perde oggi a Verona, ed è questo il quadro che abbiamo e che abbiamo da tempo, perché lo sappiamo che i nostri elettori premiano l'unità del centrodestra. Solitamente quando andiamo uniti vinciamo al primo turno. Quando invece andiamo disgregati e in mille rivoli, purtroppo talvolta vince il centro-sinistra. È successo a Verona, è successo l'anno scorso a Conegliano ed è successo in altre realtà. Ma a Padova lì siamo andati, uniti, sì, però c'era un sindaco uscente, e sapete meglio di me che insomma è difficile, se uno ha governato bene, battere un sindaco in uscita, quindi al primo mandato. Detto questo, c'è anche da dire che bisogna, secondo me, mettersi seduti al tavolo come centrodestra e ragionare realmente, e non arrivare all'ultimo momento, non andare per 6 mesi sui giornali dicendo chi candidiamo a Treviso piuttosto che da altre parti. Dobbiamo essere uniti, c'è Mario Conte, bisogna fare un lavoro di squadra. In altre realtà, in altri comuni, bisogna già individuare un candidato, bisogna andare coesi, uniti, senza fare le cosiddette battaglie chioggiotte sul giornale, perché secondo me questo ci danneggia, e dopo individuare, io sono della linea su questo anche di Marcato, perché l'ho sentito in altre occasioni, scegliere candidati politici, coloro i quali hanno fatto militanza, hanno tessera di partito. Basta con i civici, basta col civismo, basta con i candidati trovati all'ultimo minuto e che vengono dalla società civile. C'è bisogno, secondo me, per quanto riguarda le grandi e le medie città, di persone che hanno militato nei partiti, hanno esperienza amministrativa e sono rappresentativi dei partiti. Una volta toccherà a Fratelli d'Italia, una volta alla Lega, una volta a Forza Italia, ma questo secondo me è il metodo e la strada a percorrere. Prima di andare in pubblicità, è d'accordo Fabio Maggio? Sono d'accordo sulla necessità di unità, meno sulla possibilità di escludere completamente il civismo, anche perché i risultati del centrosinistra sia a Padova sia a Verona confermano che una prospettiva civico-centrista offusca il Partito Democratico e fa vincere al contempo la coalizione di centrosinistra. Quindi credo che sia il caso, anche in vista delle regionali, di aprire il cantiere del centrodestra, se non ci vogliamo ritrovare veramente in una situazione particolarmente tragica nei prossimi mesi. Tutto questo, insomma, queste problematiche all'interno del centrodestra sicuramente hanno favorito in alcune piazze, hanno favorito sicuramente la sinistra. Ma diciamo così, a me piace dire anche centro-sinistra, non solamente la sinistra, ecco, perché tante volte si dice centro-destra, poi si dice sinistra. No, diciamo che ci sono dei contendenti, però vorrei ricordare che questo aspetto di dire siamo divisi, non siamo in grado, il civismo, vorrei ricordare anche nel recente passato tornate elettorali come Roma, Torino, Napoli, insomma, che hanno dato dei risultati che sono stati importanti per un centro-sinistra. Oggi ci troviamo a commentare quello che è un dato soddisfacente, molto soddisfacente per un centro-sinistra, e ripeto, stiamo parlando di un centro-sinistra. Io non sto dicendo PD, noi riteniamo di puntare sulla società civile, sulle associazioni, coloro che hanno qualcosa da dire, e lo vediamo attraverso anche la disaffezione che c'è al voto. Se riusciamo a intercettare o dare risposta anche a questi movimenti, a queste proposte che arrivano dalla base, perché io con qualità di sindaco sono un esponente di un partito, ma do attenzione a quello che mi arriva dal territorio, e il territorio è fatto di volontariato, di associazioni che hanno qualcosa da dire, e se riusciamo a
condividere e a coinvolgerli, riusciamo a costruire e a mettere giù le basi anche per poter dare un benessere a tutta la collettività, parlando anche di qualità della vita. Ci sono tanti temi, anche quelli ambientali, perché dobbiamo sapere ascoltare. Non condivido, non condivido l'espressione che ha usato anche Borgia di dire solo espressioni di partitiche, cioè coloro che hanno la tessera in tasca devono avere questa opportunità di governare. Abbiamo visto che in alcune realtà, anche con questa tornata amministrativa, ci sono stati esponenti civici che hanno sostanzialmente vinto la tornata elettorale, e queste sono indicazioni da tenerne conto, tenerle presenti. Io parlo nel campo del centrodestra, perché sì, ma io non mi permetto di entrare nel centrodestra. Negli ultimi 2 anni il centrodestra ha fatto questo esperimento in molte realtà, puntando sul civismo, cioè solo candidati di estrazione civica, una su tutte per esempio Roma, dove si è puntato su un candidato civico. Secondo il mio punto di vista dovremmo invece tornare a pensare e a non cercare per forza il candidato civico, cerco di esprimermi meglio, ma se ci sono dei candidati politici, candidare quelli. Tante volte purtroppo le guerre intestine anche all'interno dei vari partiti, pone dei limiti e soprattutto pone dei veti all'interno degli stessi partiti su candidati politici in gamba che potrebbero fare bene, e invece di percorrere questa strada si cerca il civico all'ultimo minuto, però all'ultimo minuto purtroppo tante volte si perde. Io ho questa visione, bisognerebbe cercare di fare un mix e ripartire anche dalla politica, perché se la politica vuole prendersi delle responsabilità e vuole cercare di sconfiggere l'astensionismo, deve anche metterci la faccia e mettere in campo tutte le energie, i valori, gli ideali a disposizione di tutti quanti. Certo, però nello stesso momento, scusate, un piccolo inciso, nello stesso momento in cui si ragiona anche in questo modo, però ho visto anche il vostro candidato Sborina che ha preso una pagina del giornale per screditare l'avversario, facendo tutta una serie di affermazioni. Politica e rappresentare anche un senso civico vuol dire, o anche moderato, vuol dire saper rappresentare una politica anche nei contenuti, anche nella forma di espressione. Non si può dire che dalla parte io non entro nel merito, perché tra l'altro bisogna tenere conto, molto probabilmente c'è un elettorato che ritiene che di avere amministratori che non si posizionano agli estremi possono essere premiati. Guardi, questo è un percorso che il centro-sinistra ha avviato per poter dare le risposte non in termini solamente di PD, ma in termini di società. Ecco. Vediamo quanto Tommasi in questi 5 anni certamente rimarrà civico o si farà prendere su tematiche. Guardi, come io non ho la sfera di cristallo, le dico, non ho la sfera, la sfera di cristallo, però sicuramente posso parlare della mia esperienza personale. Io la prima volta ho corso in un modo, rappresentando anche un partito politico, la seconda volta, quando mi sono riproposto, ho ripercorso un modo diverso di interpretare anche quello che era la necessità del territorio, però posso dirle che ho raddoppiato i consensi. Perché? Perché vuol dire saper amministrare e saper rappresentare le necessità del territorio. Allora, scusate, prima di continuare, sentiamo anche le parole di Tommasi e dopo un breve commento, poi andiamo in pubblicità e cercheremo di analizzare anche le altre piazze dove insomma c'è stata anche la vittoria del centrodestra. Tommasi. Per Verona è girare pagina, è dimostrare innanzitutto che si può fare politica in un modo diverso, si può fare politica senza rispondere alle provocazioni, agli attacchi personali, si può fare politica parlando di futuro, di progetti, coinvolgendo le persone, e dall'altra parte dobbiamo essere anche orgogliosi perché Verona è tante cose e non è solo quella che purtroppo superficialmente spesso viene raccontata. Che c'è l'esplosione che mi verrebbe da dire devastante, perché emotivamente tante persone aspettavano questo momento da tanto tempo. Personalmente abbiamo lavorato per riuscire a raccontare una città in un modo diverso, ce l'abbiamo fatta, la gente ci ha premiato, ma soprattutto credo che abbiamo fatto accadere qualcosa che nei prossimi anni potrà cambiare Verona.
chi si sente di dire grazie? No, a tutti quelli che si sono impegnati anche dietro le quinte, e credo che questo risultato sia di tante persone. Io ho fatto solo da capofila, ma non sarei qua se non ci fosse l'entusiasmo, se non ci fosse in tanti l'idea che Verona possa essere diversa. Sporina l'ha già chiamata per congratularsi. Siamo già sentiti, sì. Tosi ha già dichiarato che è pronto a fare opposizione ma a dialogare. Io credo che le città in generale abbiano bisogno di partecipazione e di coinvolgere tutti in un progetto unitario. Poi le posizioni politiche sicuramente vanno tenute, ma credo che tanti dei progetti che abbiamo e tante delle idee che ci sono per Verona sono trasversali a tutti, e credo che tutti vogliano il bene di Verona. C'è un'altra Verona che ha alzato la voce e che mi auguro si renda protagonista dei prossimi anni. Verona è tante cose, l'abbiamo sempre detto, l'ho sempre pensato, sono tornato a vivere a Verona consapevole che all'esterno esce un'immagine di Verona che non è quella reale. Queste dunque le parole subito dopo il risultato della vittoria. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, perché poi andremo a vedere anche le altre piazze. Feltre che è andato invece al centrodestra. Siamo tornati nuovamente in studio e stiamo commentando assieme agli ospiti i risultati dei ballottaggi di ieri. Abbiamo visto Verona, ora andiamo invece a Feltre, perché ha vinto qui il centrodestra con Viviana Fusaro, lo vedete, con il 52,41% contro Zatta, scusate, il 47,59%. Questo è Feltre, li facciamo tutti, guardiamo anche Jesolo, per la prima volta vince Fratelli d'Italia, vediamo se riusciamo a vedere subito, eccolo qua, vince De Zotti con il 57,29 contro Martina il 42,71. Ed infine guardiamo anche Tiene, che invece rimane al centro-sinistra, eccolo qua, con dunque Michelusi che vince con il 58,52 e Benetti, mi pare, 41,48. Questi sono i risultati e rimane al centro-sinistra. Io volevo commentare con Roberto Marcato e anche con Fabio Maggio una frase che ha detto Cappelletto quando dice, insomma, forse gli attacchi verso gli altri partiti, forse questi non vengono neanche ben visti poi anche dagli stessi cittadini. Ma io non credo che sia questo il problema, perché quando va a votare meno della metà degli aventi diritto, è come dire, può essere uno dei motivi, ma non credo sia questo il motivo. Noi dobbiamo chiederci perché alle comunali, dove bene o male ogni famiglia ha un amico o un parente candidato, non ci sia stato l'afflusso che tutti speravamo. Questo è il tema vero, perché posso capire non so, alle politiche dove insomma, è più distante, ma a casa tua che conosci il candidato, conosci il programma, conosci i candidati consiglieri, e nonostante questo non si va a votare. Dopodiché devo dire che noi facciamo di tutto perché non vadano a votare, perché mettere il ballottaggio in una giornata con 50 gradi all'ombra, dopo 2 anni di Covid, magari uno preferisce andare al mare. Insomma, anche qua io mi chiedo chi decide la data delle elezioni, se sa che c'è anche l'estate. Insomma, adesso sarà anche banale, ma voglio dire, già c'è una disaffezione nei confronti del voto, c'è una disattenzione da parte dei cittadini nei confronti della cosa pubblica. Mettiamoli anche in condizione di non andare a votare e così facciamo l'unplaying, perché sì, non è che possiamo sempre dare la colpa ai giovani che non si interessano di... Non è vero. Io incontro tanti giovani appassionati, però giovani che ti chiedono risposte, che ti chiedono e che hanno passione davvero nei confronti della cosa pubblica, della politica, dei partiti. E noi dobbiamo tornare ad essere
contenitori di passione. Questo dobbiamo fare, perché altrimenti alle prossime amministrative avremo un Veneto su 3, un Padovano su 3, un Vicentino su 3, un Veronese su 3 che andrà a votare, e questa è una sconfitta della democrazia. Poi io non sono un illuso, nel senso che non torneremo mai più al 90%, che poi è tutto da vedere se quando votava il 90% era democrazia. In Veneto il 90% andava a votare, votava DC. Con quale consapevolezza, con quale spirito critico? Boh. Quindi non mi faccio illudere dal fatto che la democrazia sia solo quando si va a votare il 90%. Però obiettivamente il dato di oggi è un dato sconfortante. Quindi insomma, noi per questo dico che serve una riflessione per ritornare ad essere attrattivi. Dopodiché alzare i toni a tutti i costi non va bene, certo, sono d'accordo anch'io, ma non credo sia questo il tema principale della disaffezione al voto. Fabio, sicuramente il dato dell'affluenza è un dato che fa riflettere, questo è sicuro. Ma il dato dell'affluenza, lo dicevo prima, fa riflettere. Le vittorie elettorali non si costruiscono in campagna elettorale, si costruiscono nei 5 anni precedenti, se si è amministrazione uscente. Quindi un dato abbastanza evidente è anche questo. Dopodiché, certo è che gli attacchi personali non sono mai graditi ai cittadini. Si vincono le elezioni spiegando cosa si fa ai cittadini o cosa si è fatto. Il punto credo che sia questo a Verona come in altri contesti. Ecco, invece io volevo chiedere sempre a Fabio quello che aveva detto sui candidati che devono avere insomma una tessera di partito, comunque devono aver seguito una linea politica, che diceva Borgia, se voi siete d'accordo. Ma guarda, io faccio parte di un partito da 15 anni, quindi non ho difficoltà a dire che chi fa scuola di partito, chi fa esperienza politica ha un quid pluris sicuramente, ma non deve essere un assolutismo. Cioè, oggi i cittadini non offrono consenso, e queste elezioni lo dimostrano, ai partiti sempre e comunque, offrono consenso alle idee e ai progetti di città. Quindi le prospettive di una vittoria del centrodestra o comunque della coalizione di centrodestra non possono escludere quei tanti movimenti civici che nella nostra regione si sono sviluppati in questi anni, quelle tante persone che hanno deciso di impegnarsi in politica vicino al centrodestra, ma non in uno dei partiti, tanti ormai, che rappresentano il centrodestra. Quindi se si vuol vincere bisogna coinvolgere tutti. Le forme, le modalità e le persone da coinvolgere sono da portare al tavolo del centrodestra. C'è un po' un disinnamoramento dei cittadini verso la politica, verso le votazioni, poca l'affluenza, come diceva però Roberto Marcato, sicuramente forse il periodo non era dei migliori, l'estate la gente insomma dopo 2 anni aveva anche voglia di andare... Un po' queste argomentazioni le sentiamo ad ogni tornata amministrativa o a tornata nazionale, cioè c'è sempre un motivo per, come dire, dare la colpa a qualcosa. Secondo me dobbiamo recepire quello che ci lanciano gli elettori, non è che non vanno a votare perché è troppo caldo, probabilmente spesso e volentieri le offerte che vengono proposte agli elettori non sono adeguate e quindi non sono rappresentative. Io non vorrei fare una distinzione quanti comuni adesso ha vinto nel Veneto il centro-sinistra, quanti comuni ha vinto il centro-destra, perché sarebbe una discussione abbastanza con dei limiti. Ecco. Io mi soffermo a fare una valutazione di un centro-sinistra che oggi, diciamo, ha una riconferma, ha incominciato a suo tempo a produrre e a promuovere una politica che attenzione ai cittadini. Questo fa sì che oggi siamo qui a poter dire che nel 2023 le elezioni nazionali saranno contendibili rispetto al passato, no? Dove c'erano alcuni ragionamenti, ma stiamo andando anche oltre, dove anche la Regione Veneto potrebbe essere contendibile. Quindi siamo sempre con i piedi per terra, come abbiamo detto dobbiamo lavorare perché dobbiamo intercettare quelli che sono i bisogni dei cittadini. Si guarda più con fiducia questa volta. Sì, sicuramente si guarda più con fiducia, perché ci stiamo riuscendo. Questo è un dato che emerge e che continueremo a portare avanti e ripeto, non da soli, perché dovremo essere sempre più in grado di coinvolgere la società civile tutta. D'accordo su...
Sì, nel senso che sotto questo punto di vista tutti dobbiamo impegnarci di più per cercare insomma, di convogliare per quanto riguarda le varie coalizioni e i vari partiti, insomma, più elettori possibili nei nostri schieramenti. Vero è che bisogna lavorare, l'ho detto anche prima, è inutile discutere su quanti, come, perché, ma bisogna cercare di capire e di far tornare a votare, lo so che è un disco rotto, quel 50% di cittadini che non votano, ed è veramente, allora, se a livello di elezioni politiche ci può stare, perché ovviamente ognuno di noi può pensarla in una certa maniera, qualcuno è schifato dalla politica e di questo me ne dispiace e quindi non va a votare alle politiche, perché purtroppo nell'immaginario di queste persone talvolta quello che sento è al bar o che sento quando vado insomma, casa per casa, che sono tutti uguali, no? Quindi a livello di elezioni politiche tanti stanno a casa, ma a livello comunale il sindaco, la giunta sono le persone più vicine al cittadino, sono quelle che cercano di fare di tutto perché la città sia più pulita, più sicura, più verde, insomma sistema le buche, sistema i piccoli problemi, fa i lavori pubblici, e quindi ogni cittadino nell'arco della propria vita ha sicuramente un problema e si deve affrontare con le amministrazioni locali, e questo io non riesco a capire. Cioè, noi tra l'altro almeno come amministratori locali e come giovani amministratori locali diamo molto, nel senso che io la vivo proprio come una missione, per cui cerco di impegnarmi insomma tanto e per cercare di risolvere i problemi dei cittadini. Ecco, vedere non ricambiato questo impegno non tanto nelle scelte, perché ognuno può votare centro-sinistra, centro-destra, Fratelli d'Italia, PD, ma rimanere a casa nelle elezioni amministrative è qualcosa che non riesco insomma, a capacitarmene. Ecco, parlando invece di insomma, obiettivi futuri, perché adesso insomma, questo ormai insomma è quel che è stato fatto è stato fatto, però adesso si guarda verso non solo alle regionali ma anche alle prossime amministrative. Ci sono piazze importanti, come diceva prima Borgia, che è quella di Treviso. Roberto Marcato. Esatto, cioè, vuol dire, non è che il mondo finisca oggi, domani il sole sorgerà sicuramente un'altra volta, quindi noi abbiamo, come dicevo prima, abbiamo l'obbligo morale di capire che cosa è successo, di farlo in fretta, di non perdersi in grandi filosofie, di farlo in fretta, di riarmarci e riprendere la nostra attività politica come abbiamo sempre fatto, cioè questo dobbiamo fare noi. Abbiamo un patrimonio straordinario da poter spendere in campagna elettorale a Treviso come in altre città, come alle politiche fra un anno e poi alle regionali. E questo patrimonio enorme non va dissipato in questioni personali, in dinamiche poco interessanti per i cittadini. Cioè noi dobbiamo tornare ad essere interpreti del territorio. Questa credo sia la chiave di lettura più importante, e dobbiamo farlo in fretta, perché di scadenze elettorali in questo paese, come tutti sappiamo, ne abbiamo una ogni 15 giorni, quindi non è che possiamo tanto dormire sugli allori. Però io sono assolutamente ottimista, perché noi abbiamo tutto per poterlo fare. L'importante è non fare gli errori che abbiamo fatto negli ultimi tempi. Insomma, ci avranno insegnato qualcosa, no? Ci dovrà essere una resa dei conti nella centrodestra per ora. Ma resa dei conti cosa significa? Cioè, a me non interessa assolutamente trovare un colpevole, io devo cercare le cause, le colpe, non il colpevole. Il colpevole interessa poco a me, interessa poco ai cittadini, cioè buttare la croce addosso a questo o a quello. Sì, va bene, è una questione interna ai partiti, va bene, accontenterà qualcuno che ha voglia di sangue, va bene, ma la signora
che ha una pensione che non gli consente di arrivare tranquillamente a fine mese, il giovane che non trova il lavoro sperato, il capofamiglia che non riesce a pagare la bolletta energetica e deve sospendere la rata del mutuo. Cioè questi qua, che a me ha fatto fuori marcato, sì vabbè ho capito, ma a me mi riduce la bolletta, perché se in una resa dei conti facciamo fuori il leader di turno e a bolletta resta qui a casa, sì, serve a poco. Cioè, a me le rese dei conti non le ho mai trovate interessanti, nemmeno dal punto di vista politico. Ripeto, io non voglio trovare i colpevoli, io voglio capire le colpe, che è una cosa completamente diversa. Fabio Maggio. Io credo che non sia il momento di resa dei conti quanto di riflessioni profonde sulle cause e soprattutto su cosa fare per il futuro, perché a suon di resa dei conti rischiamo veramente di rimanere isolati e di staccarci ancora di più da quella che è la percezione dei cittadini. Certamente si apre un periodo di grande riflessione per il centrodestra, sia a livello regionale, ma credo anche a livello nazionale. Ormai ci avviciniamo verso le elezioni politiche e è necessario che oggi il centrodestra chiuda il cantiere che ha stentato ad aprire e soprattutto individui un leader che sia in grado di trainare e trascinare la coalizione alle prossime elezioni. E successivamente anche a livello regionale si deve necessariamente aprire un periodo di riflessione e successivamente chiuderlo anche in fretta, credo, perché poi bisognerà cominciare ad andare ai cittadini a spiegare qual è il progetto per il Veneto e qual è il progetto per i comuni che andranno al voto a brevissimo. Claudio Borgia. Guardi, io penso che in questa tornata elettorale Fratelli d'Italia abbia difeso due principi. Il primo è quello che bisogna ricandidare i sindaci che hanno fatto insomma, un mandato, quindi non si manda a casa in base ai sondaggi un sindaco, ma si ricandida, si riconferma e poi sono gli elettori a decidere se ha fatto bene o se ha fatto male. È un principio, perché se ogni volta dobbiamo mettere in discussione il sindaco uscente non è più finita, perché poi ci sono veti incrociati, discussioni, litigate e perdiamo di credibilità. Purtroppo bisogna evitare, come ho detto anche nel caso di Verona, Sborina è stato per 6 mesi bersagliato, sì lo candidiamo, no gli alleati sì, no forse. Questo è sbagliato e sicuramente ha inciso. E poi siamo andati divisi, per cui il primo principio che Fratelli d'Italia ha difeso è che il sindaco del primo mandato si ricandida, e il secondo principio che ha difeso è che se c'è un candidato spendibile, se c'è un candidato, una persona che ha tutte le carte in tavola ed è un candidato di rinnovamento, bisogna candidarlo. Jesolo ne è l'esempio. Ecco, abbiamo candidato una persona per bene, tra l'altro un ragazzo, un amico, perché lo conosco da quando siamo ragazzini, anche lui ha militato come me nella destra giovanile e ha fatto 10 anni di opposizione in modo serio, corretto, un ragazzo giovane, preparato, era il nome giusto per il centrodestra, non ci hanno voluto ascoltare e abbiamo vinto, cioè Jesolo secondo me è una vittoria importante per noi di Fratelli d'Italia, perché difende un principio. Non è possibile che talvolta qualche alleato voglia imporre assolutamente i propri candidati, questo è sbagliato. In politica siamo abituati a fare passi indietro, io per primo ne ho fatti tanti nella mia giovane esperienza e tutti li devono fare a prescindere dal colore politico e dal partito. Se abbiamo un buon candidato e quel candidato può vincere e è nel sentiment, no, della città, del territorio, bisogna farlo. Christopher De Zotti era uno di questi, spero che nel prossimo mandato, nelle prossime elezioni amministrative si tenga conto e non si arrocchi su no, se è di Fratelli d'Italia a prescindere non lo candidiamo. Dobbiamo invece cercare di aprire, dico Fratelli d'Italia come per altri, certo. Dobbiamo cercare di trovare insomma un giusto connubio. Si guarda al futuro. Beh, certamente, qui sento, voglio dire, di riuscire a trovare spazi. Io partirei da un presupposto diverso, i candidati ci sono sempre stati, sia da una parte che dall'altra.
ciò che li contraddistingue poi sono le idee, i programmi che vengono messi in campo, e i programmi, le idee non si fanno da soli o non si impongono da soli. Quelle sono le risposte adeguate ai cittadini. Il candidato, una volta che ci sono i programmi, sarà sempre scelto qual è il miglior soggetto per poter portare avanti quelle idee, perché questo fa la differenza. Noi ci dobbiamo preoccupare e siamo attenti nel preoccuparci cosa succede dopo, perché è facile mettere un candidato, può vincere o perdere, ma il giorno dopo che si può vincere, cosa si fa per quel paese, per quella comunità, per il paese. Ecco, questo è quello su cui siamo concentrati nel voler dare risposte. Noi stiamo ragionando di progetti futuri e vedrete che un centro-sinistra sarà sempre in grado di mettere le migliori energie, le migliori risorse a capo di un percorso di coalizione insieme con tutto quello che è il tessuto sociale, ma sicuramente guardando al futuro per dare una risposta al Paese Italia, perché ne abbiamo bisogno. Ecco, io vorrei chiudere questa pagina politica, però vorrei chiedere a Roberto Marcato, e lo chiederò anche agli altri ospiti, un commento sul invece grave fatto che è successo a Bibbione, di questa sparatoria tra albanesi. Sembra addirittura adesso che siano 2 le sparatorie, comunque in una zona residenziale. Un ferito è gravissimo, un cittadino albanese, un altro è ferito in maniera meno grave, però insomma è una situazione, i cittadini dicono, insomma, esasperante. Qui si parla di sicurezza, insomma, un cittadino albanese che aveva una pistola e che è sceso in strada con una pistola in mano. La reazione dello Stato di fronte a questo deve essere immediata e forte, perché se noi sottovalutiamo, come spesso è accaduto in questo malandato paese, questi segnali devastanti, rischiamo poi che le nostre città diventino preda di questi criminali, perché lei parlava prima di resa dei conti, questi fanno resa dei conti con le pistole. Ecco, io vorrei continuare a vivere in un paese civile, nei nostri comuni in maniera civile. Immaginare che ci siano questi criminali fra di noi mi dà una certa inquietudine. Per cui la risposta dello Stato deve essere fermissima e non ci possono essere attenuanti di nessuna natura, e la pena deve essere gravissima, perché altrimenti passa un messaggio sbagliatissimo che troppo spesso è passato in questo, ripeto, malandato paese, attraverso il quale sì, ma vabbè, sono cellule isolate, la cultura, andremo a fondo. No, non c'è nessun attenuante per chi fa un regolamento di conti con la pistola. In Veneto, nelle nostre città, nelle nostre comunità, nelle zone residenziali. Così come per la criminalità organizzata, noi dobbiamo essere fermissimi. Non c'è nessuna giustificazione, mai, perché altrimenti diventa pericoloso e possiamo aprire porte a situazioni che poi non riusciamo più a controllare. E anche di questo vorrei un commento su questo da Fabio Maggio. Rapidissimo, certo, come dire, tolleranza zero per questo tipo di atti. È necessario che tutti gli organi istituzionali coinvolti, a partire dalla questura, rafforzino anche le verifiche su quello su quelle che sono le fattispecie che oggi di cui oggi stiamo discutendo, che sono gravissime, cioè sparatorie per strada in piena estate in un centro peraltro ad alta condensazione di turisti. Credo che sia davvero qualcosa di preoccupante. Dopodiché serve necessariamente mettere mano nuovamente, io credo, al codice penale, ma qui si apre un discorso molto più lungo che però la politica sta trascurando. Alberto Cappelletto. Sicuramente concordo con quello che è stato detto, senza se, senza ma, ci sono delle regole, vanno rispettate. Non ci deve essere far west, sicuramente, e mi piace quello che ha detto anche Marcato. Lo Stato, e mi faccia piacere che lo dica anche oggi, perché nel passato spesso e volentieri si è parlato di sceriffi, quindi penso che confidare nello Stato, e la sicurezza è lo Stato, è la miglior risposta che possiamo dare a questo tipo di situazioni. Cosa anche perché insomma i cittadini oggi si sono risvegliati con... Ho avuto qualche settimana fa una discussione con un esponente del PD che
che diceva che non c'era il problema giustizia in Italia. Io partirei non tanto dalla sicurezza quanto dalla giustizia, perché in questo paese le leggi ci sono, ma non c'è la certezza delle pene, non c'è la certezza della pena, e soprattutto i giudici purtroppo talvolta non applicano le leggi in modo chiaro, e questo in modo chiaro e soprattutto esemplare, perché le leggi ci sono, vanno applicate, e deve esserci l'esempio su tematiche come queste, su purtroppo episodi come questi, ma la certezza della pena in Italia è qualcosa di inesistente. E su questo non possiamo lasciare da soli i sindaci a gestire la sicurezza, perché sappiamo benissimo, e su questo come dire, abbiamo visto gli ultimi episodi, il comune non ha gli strumenti, i sindaci non hanno gli strumenti di repressione. Perché se vogliamo parlare del corpo di polizia locale come dire, la possibilità, la mano armata come dire, del sindaco, siamo fuori strada. La sicurezza deve essere garantita dallo Stato, e sul territorio ci deve essere massima allerta, perché questo è uno degli ultimi episodi tra l'altro di una carrellata, perché sono successi anche in altre realtà, non di questa gravità, ma sempre sul tema della sicurezza. E purtroppo, mi spiace dirlo, però quando parliamo di integrazione, perché in questo caso sono degli albanesi, nelle ultime settimane purtroppo sono stati anche cittadini di altra nazionalità, in questo paese non c'è ad oggi come dire, integrazione, perché se si comportano in questa maniera nel nostro territorio, nello Stato, significa che qualcosa non c'è stato. Il comune, per quanto riguarda per esempio Montebelluna, noi lavoriamo moltissimo sul tema della prevenzione nelle scuole, perché il comune ha una delle possibilità, è quella di lavorare sulla prevenzione, perché la repressione la deve fare le forze dell'ordine e lo Stato. Quindi ci deve essere una sinergia tra enti, tra istituzioni, e i giudici devono applicare le leggi. Io ringrazio davvero gli ospiti, insomma ci sarebbe anche molto da dire ancora effettivamente sul sistema giustizia, sulle leggi, ne abbiamo parlato più volte. Sulla certezza della pena. Io vorrei ringraziare Roberto Marcato per essere stato con noi, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie anche a Fabio Maggio, grazie davvero, grazie. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Ringrazio anche i miei ospiti che sono qui in studio. Io volevo tenere un attimo perché poi parleremo con lei anche insomma di Montebelluna e di una... Esatto. C'è stato anche un altro incidente mortale, sì, purtroppo. Sono stato avvisato. Grazie a voi, grazie a tutti gli ospiti. Grazie davvero, grazie. Noi però ci spostiamo ora a Padova un attimo, perché abbiamo la nostra Valentina Visentin che parlerà del ponte di Curtaloro, perché è iniziato il conto alla rovescia per l'abbattimento. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, siamo proprio all'inizio del cantiere del ponte di Curtarolo, che verrà abbattuto sabato mattina verso le 11. Siamo in un tratto di viabilità molto importante per la provincia di Padova, perché si collega la città con l'asse dell'Alta Padovana e della Valsugana. Qui con me c'è il consigliere regionale Luciano Sandonà, che ci spiegherà un po' come stanno andando i lavori e quali sono i prossimi passi in vista dell'abbattimento che avverrà sabato mattina. Buongiorno a tutti. Stanno riducendo ancora la massa del cemento che è sul ponte vecchio, toglieranno anche i pezzi di ferro, e per avere sabato mattina il ponte più ridotto a uno scheletro possibile. In quei pezzi verranno collocate delle piccole cariche che poi faranno esplodere quello che rimane del ponte. Naturalmente saranno salvaguardate le pile, che poi verranno alzate di circa 1 metro per poter collocare successivamente il ponte di ferro, che verrà portato qui successivamente e assemblato presso il ponte di Curtarolo. Un intervento da 4 milioni di euro, sono già pronte le chiatte poi per recuperare tutti i detriti che cadranno in acqua. Sì, dopo nei giorni successivi tutto quello che cadrà in acqua verrà recuperato con un'apposita gru che è già in mezzo all'acqua, quindi verrà riportato in superficie e verranno caricati i camion. Ricordiamo che l'acqua sotto il ponte attualmente è sui 4-5, massimo 6 metri. E traffico chiuso per 2 ore circa, per consentire poi di testare anche la staticità della parte invece che rimane del ponte.
Sì, come è stato anche nell'ultimo mese e mezzo, l'altro ponte è stato rafforzato, sono state fatte delle operazioni importanti e poi però verrà chiuso per verificare se ci sono danni o meno, ma tutta l'operazione sarà svolta nella massima sicurezza e creando il minimo disagio sia per la gente che abita nei dintorni che per coloro che passano con le auto. Ricordiamo che per i cami sabato 2 luglio è il primo giorno di chiusura alla circolazione di cami, il primo giorno estivo di chiusura. E da Curtarolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Valentina, grazie anche al tuo ospite. Noi andiamo avanti. Prima parlavamo con Borgia di De Zotti, il vincitore di Fratelli d'Italia, la prima volta che vince Fratelli d'Italia a Jesolo, quindi io proporrei anche le parole, adesso abbiamo il servizio pronto, le parole proprio del nuovo sindaco di Jesolo. Pensavamo di poterci giocare tranquillamente la vittoria al ballottaggio, perché comunque venivamo da un ottimo risultato al primo turno e da un lavoro serio che abbiamo fatto anche in queste 2 settimane di ulteriore campagna elettorale. Non ci aspettavamo un distacco così importante. Detto questo, do l'onore delle armi al nostro avversario, che era Renato Martin, e alla sua squadra e ai suoi candidati per la campagna elettorale e l'impegno che ci hanno messo. Adesso Renato Martin sarà tra i banchi dell'opposizione o comunque sempre un alleato nella forza centrodestra? Ma penso che gli esolani hanno dato un messaggio chiaro su chi deve governare e su chi deve essere controllore, quindi sedere in minoranza, quindi i ruoli saranno chiari e vorrò rispettarli. Detto questo, come ho cercato di fare dal ruolo di opposizione in questi 10 anni, tanto più lo faremo dalla parte del governo, ovvero cercheremo di non ragionare con il paraocchi, ma ragionare sui temi, sulle proposte, quindi soprattutto sui grandi temi. Vogliamo fra 7-10 giorni riuscire ad avere anche già la giunta formata, in maniera tale da metterci subito al lavoro per la città, arrivare al primo consiglio comunale fra 20 giorni e cominciare subito a lavorare per Jesolo. Sicuramente di lavoro ne avrà da fare, abbiamo visto anche vari casi, abbiamo parlato di cronaca fino ad ora con Bibbione, ma l'abbiamo visto un po' in tutte le città e anche a Jesolo ne abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi di aggressioni ai danni di baristi e di albergatori, quindi insomma una situazione difficile. Sicuramente il sindaco parte con un problema non da poco, visto che siamo in piena stagione estiva. Assolutamente avrà le sue gatte da pelare, ma Christopher, che come dicevo prima è un amico, e veramente vederlo festeggiare e soprattutto vederlo sindaco di Jesolo mi riempie il cuore di felicità, ma soprattutto di orgoglio, perché io l'ho visto crescere insieme, nel senso che lui faceva militanza politica nella destra giovanile in provincia di Venezia, io in provincia di Treviso, e quindi abbiamo fatto tantissime manifestazioni, volantinaggi, abbiamo messo i manifesti con la colla di notte per le varie competizioni elettorali, e vederlo oggi sindaco di Jesolo è sicuramente una nota d'orgoglio. So anche quanto sia capace, preparato, in questi 10 anni ha comunque capito come funziona la macchina amministrativa, perché ha fatto 10 anni di opposizione. So che già stamattina aveva un incontro telefonico su questo tema, con credo prefetto e questore, sul tema della sicurezza, o comunque sia in questi giorni, perché è sicuramente all'ordine del giorno. Ieri proprio sentendo una sua intervista ha detto che il primo tema che dovrà discutere è proprio quello della sicurezza, quindi sarà in campo da subito, è uno che non molla e se serve sta 24 ore su 24 sul territorio per risolvere i problemi dei cittadini. Lo hanno premiato anche per questo. Serviva un rinnovamento, e De Zotti è sicuramente la persona giusta al momento giusto per Jesolo. Quindi chiudiamo la pagina politica, andiamo invece con la cronaca. C'è stato l'ennesimo incidente stradale, l'ennesima vittima
della strada. È successo a Montebelluna, un uomo di 42 anni di Vidor è deceduto la scorsa notte a causa dell'impatto tra la motocicletta che stava conducendo e in un muro di cinta a bordo strada. Purtroppo gli accertamenti sono fatti dai carabinieri, purtroppo un'altra vittima della strada. Mi pare che sia via Montello la strada, non so sì, se credo che è una strada pericolosa. Via Boccacavalla. Dipende ovviamente insomma da quanto si percorre. Quella è una zona ed è una strada che dovrebbe essere a 50 km ai limite orari, e adesso non so, credo che i carabinieri stiano facendo ovviamente tutte le indagini del caso e soprattutto i sopralluoghi, quindi non sappiamo di sicuro, non credo sia pericolosa. È ovvio che se si corre, se le velocità sono alte, è sicuramente pericolosa, come tante altre strade che ci sono ovviamente in tutta la provincia. Quello che dico è che tra l'altro sono stato avvisato subito dell'incidente, perché un mio caro amico stava percorrendo quella strada ed era, c'era stato un rallentamento proprio perché per questo incidente, quindi sono stato avvertito subito. Ero di rientro appunto dalla serata di ieri, dalla diretta di ieri, e mi hanno avvisato di questo incidente che purtroppo scuote tutti quanti, scuote la cittadinanza. Purtroppo in provincia di Treviso gli incidenti sono, ahimè, sempre più frequenti, talvolta le velocità sono molto alte. Dovremmo anche su questo lavorare, certo, sull'educazione stradale. Adesso però non so la dinamica, certo, dell'incidente, non mi voglio pronunciare, quindi porgo le mie condoglianze a tutta la famiglia di questo ragazzo che purtroppo ha perso la vita nella nostra città. Io ho visto sullo schermo che era già pronto il nostro Guido Barbato. Torniamo a parlare della sparatoria avvenuta a Bibbione, dove sono rimasti feriti 2 o 3 albanesi, uno comunque in maniera molto grave, in fin di vita. Guido, buongiorno. Sì, Daniela, abbiamo da darvi alcuni aggiornamenti rispetto al collegamento che abbiamo fatto alle ore 12, perché a quanto pare i fatti di sangue, quindi le sparatorie, sarebbero state 2 stamattina nel territorio comunale di Bibbione e collegate con protagonisti le stesse persone. Uno è avvenuto alle mie spalle, vedete, piuttosto in lontananza. Siamo ancora effettivamente tenuti a distanza, isolati dagli inquirenti che stanno continuando a fare i rilievi in via Pirano, presso la sede di una cooperativa di lavoro che si chiama Europa Tourist Group. E il secondo fatto, quello invece che è avvenuto in centro, vicino alla chiesa di Santa Maria Assunta, dove ci siamo collegati appunto a mezzogiorno, all'angolo tra via Vega e via Andromeda, presso un condominio di case di proprietà del comune. E proprio con un esponente dell'amministrazione comunale andiamo ad analizzare un po' questo fatto. Il vice sindaco Pierluigi Grosseto, dalle informazioni in suo possesso, insomma, cosa sta succedendo? Sono stati identificati i feriti, l'aggressore? Cosa sa lei, magari come autorità locale, più di quanto sappiamo noi della stampa? Beh, intanto buongiorno a tutti. Mi limiterò a dire quello che un po' è a conoscenza di tutti, lasciando agli investigatori poi dopo i particolari sugli eventi che sono accaduti. Noi siamo stati informati nelle prime ore del mattino, verso le 7 circa, di questa aggressione a mano armata avvenuta ai danni di 2 cittadini, uno italiano e uno di origine albanese, ma mi risulta cittadino italiano, ad opera di un altro cittadino italiano di origine albanese. L'aggressione è avvenuta con una pistola, una delle persone dovrebbe essere stata ferita con la pistola, l'altra con l'arma, ma non usata come arma da sparo, ma come corpo contundente. Poi questo soggetto si sarebbe spostato al centro della località di Bibbione, appunto dove diceva lei prima, fra via Andromeda e via Vega, in uno dei nostri appartamenti del comune, assegnato a questa famiglia, un'altra famiglia di albanesi, tutta gente che lavora e che conduce una vita abbastanza normale, diciamo pure normale.
e qui sarebbe venuta la seconda aggressione ai danni di questo terzo soggetto. Non so dirvi nulla di quelle che sono le condizioni di salute di queste persone aggredite e speriamo insomma tutti quanti che se la possano cavare al meglio. C'è una persona in fuga? Ci risulta che ci sia una persona in fuga, non viene ritenuta pericolosa, quindi anche da questo punto di vista mi sentirei di tranquillizzare i cittadini, insomma tutte le persone che occupano la nostra località in questo periodo. Peraltro mi dicono non essere fatti legati né alla criminalità organizzata neanche a quella comune, è tutta gente, ripeto ancora una volta, che lavora, e evidentemente sono fatti che riguardano loro come persone fisiche, non so se dipenda dal lavoro o da rapporti familiari, su questo non so dire niente. Quindi difficile azzardare il motivo scatenante di questa serie di fatti di sangue nel giro di pochi minuti, insomma, a distanza di circa 1 chilometro l'uno dall'altro. Nel senso, ci può essere stato qualche screzio, qualche problema al lavoro, quindi par di capire, sono colleghi di lavoro, quindi 3 soggetti? Sembrerebbe non del tutto, nel senso che sicuramente uno arrivava da fuori. Non so dirvi niente su quelle che sono le cause scatenanti, probabilmente gli inquirenti dovranno fare gli accertamenti, tutti gli accertamenti possibili per riuscire a capire cosa sia successo, insomma lasciamo a loro questo onere. La giunta comunale come ha vissuto questo fatto di sangue, questi 2 fatti di sangue? Tra di voi immagino vi sarete sentiti, c'è preoccupazione? È un evento che insomma lascia il tempo che trova, nel senso, mi capisca tra le righe, insomma non vi dà una preoccupazione di una continuità? No, sconcerto sicuramente perché è un fatto grave. Noi non siamo abituati, insomma, nella nostra qualità a vivere episodi come questo, pur consapevoli che ne accadono, insomma, la cronaca ogni giorno ci fornisce fatti di questo genere. Ci rassicura il fatto, come ripeto ancora una volta, che non siano legati a fatti di criminalità. Bene, ringrazio il vice sindaco di San Michele al Tagliamento, permettete un attimo che mi ricollego con lo studio, Pierluigi Grosseto. Se avete qualche domanda dallo studio magari approfittiamo della sua presenza come esponente, insomma, della giunta comunale, anche se insomma, il fatto sembra si possa anche definire, credo che il vice sindaco Grosseto insomma, l'abbia detto chiaramente, a un evento racchiuso, a un fatto limitato, a un fatto occasionale, insomma l'aggettivo magari non è quello esatto. Ecco, sì, no, l'unica domanda era questa, che insomma i cittadini ovviamente, come abbiamo sentito il vice sindaco, sono sconcertati per quello che è accaduto, perché insomma abbiamo visto anche in una zona residenziale, insomma cosa si sente di dire insomma in più ai cittadini, perché ci sono turisti ma anche cittadini che vivono lì a Bibione. È avvenuto nelle primissime ore del mattino, quindi molti non se ne sono neanche accorti e c'è stato il tam-tam del dopo episodio che ha creato, ripeto ancora una volta, sgomento, molta curiosità perché non si capiva esattamente cosa era successo, chi era coinvolto, poi è stata vista una porzione di territorio transennata con la fettuccia, per cui hanno capito che era successo qualcosa di grave, non ci sono pervenute segnalazioni allarmistiche, insomma. Abbiamo cercato, e lo faccio anche a mezzo insomma, della vostra emittente, di tranquillizzare tutti. Ripeto, è un episodio isolato, non è legato alle criminalità. Speriamo che le forze dell'ordine riescano ad aver ragione della fuga di questo soggetto prima possibile e non so cos'altro poter pensare sulla sua persona, insomma. Bene, direi che è molto. Ringraziamo allora da Bibione il vice sindaco di San Michele al Tagliamento Pierluigi Grosseto e vi darei la linea allo studio con gli approfondimenti nel telegiornale delle 19 di stasera e delle 18:30 anche. Grazie davvero, grazie al tuo ospite, grazie a Guido. Ovviamente come avete sentito tutti gli approfondimenti e le notizie riguardo a questo grave fatto di sangue nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con il Veneto e poi su Venezia. Parlavamo di certezza della pena prima, sicuramente un fatto così grave, addirittura non una ma 2 sparatorie, insomma in una cittadina balneare, in una cittadina dove adesso c'è anche tanto turismo, anche in una città normale voglio dire sarebbe la stessa cosa, però è davvero una cosa che lascia sconcertati perché vuol dire che questa persona
aveva un'arma, l'ha usata e fra l'altro c'è anche un fuggitivo, si dice, insomma, abbiamo sentito il vice sindaco non pericoloso, però sicuramente insomma, questo preoccupa i cittadini e questo è inevitabile. Assolutamente, preoccupa i cittadini, sono preoccupati anche gli amministratori locali. Credo che sia un fatto vergognoso, è un fatto che non può essere tollerato. Quando parlo appunto di certezza della pena, ne ho parlato anche insomma, in altre occasioni, parlo proprio di questo. Adesso mi piacerebbe sapere, spero, insomma, sarò attento a vedere come andrà a finire, in quanto tempo questa persona uscirà dalle patrie galere, perché alla fine purtroppo si fanno qualche anno, talvolta qualche mese, e sono di nuovo a piede libero. Questo è un fatto molto grave, tra l'altro ci potevano essere anche delle vittime tra la società civile, tra i cittadini di Bibbione. Per fortuna questo non è accaduto, ma ci vuole, e sotto questo punto di vista, ci vuole sicuramente una condanna esemplare, perché nel momento in cui ci sono le condanne esemplari, c'è certezza della pena, secondo me i delinquenti di qualsiasi natura ci pensano 3 volte prima di compiere un atto. Se invece nel nostro paese vedono che anche fatti come questi vengono vissuti e in maniera minore, soprattutto si fanno pochi giorni di galera, pochi mesi, pochi anni, allora, come dire, c'è talvolta emulazione, pensano di farla franca e quindi insomma certo. Il nostro paese torna ad essere il Bengodi. Allora questo non va bene. Il vice sindaco ha sottolineato che sono cittadini italiani, certo. Devono pagare come ovviamente certo. Tutti, se fossero stati stranieri come è capitato in altre occasioni. Questa è una cosa che dico sempre, allora, tenuto conto che la pena la dovrebbero scontare nel loro paese, se la scontano in Italia, scontata la pena, devono tornare nel loro paese. Questo è il punto, non devono più poter tornare in Italia. Non è questo il caso, però ne abbiamo viste negli ultimi tempi, e quindi credo che insomma ci voglia il pugno duro. Spero che col centrodestra al governo tutto questo possa accadere. Ricordo anche, poi chiudo questa volta, ricordo anche il fatto di Montebelluna, dove purtroppo poi è rimasto anche ferito il titolare del bar. Non è ovviamente di questa gravità, certo. Ma comunque insomma un fatto che aveva fatto discutere, perché una persona che aveva dato in escandescenza che aveva... Sì, qualche esatto. Settimana fa, quindi... anche lì il sindaco si è attivato subito, le forze dell'ordine sono arrivate, purtroppo questo insomma ha distrutto il bar, ha creato paura, insomma non è stata semplice, però io tra l'altro purtroppo in quel periodo ero a casa con il Covid, quindi non sono potuto uscire subito, ma so che il sindaco si è attivato immediatamente e ha sentito anche insomma le forze dell'ordine, ha cercato di dare il proprio contributo perché questioni come queste non possano accadere più. È ovvio che, l'ho detto anche prima, gli amministratori locali, i sindaci non hanno gli strumenti per intervenire. Purtroppo da Roma o danno gli strumenti ai sindaci e agli amministratori locali e allora ci arrangiamo, oppure certo. Mettono in campo sul tema della sicurezza un poderoso intervento per tutelare i cittadini. Ringrazio davvero Claudio Borgia per essere stato con noi, lo ringrazio. Prima di collegarmi con Alberto Maschio, che è presidente degli Esolari Albergatori, un altro incidente mortale, questa volta nel Padovano. Lo schianto all'ora di pranzo, mentre tornava a casa dopo una gita con la fidanzata e il cognato. Nicolas Menato, 29enne, agente di commercio di San Pietro Viminario, è morto in sella alla sua moto a poche centinaia di metri dal casello autostradale della A13 di Monselice. Il ragazzo, agente di commercio per una ditta di Selvazzano, all'improvviso ha perso il controllo della sua Ducati, ha sbattuto contro il guardrail ed è finito a terra. Una scena drammatica avvenuta proprio davanti agli occhi della fidanzata Samantha, che lo seguiva in sella alla sua moto.
congelato. La vittima stava affrontando una semicurva. Sull'asfalto non ci sono segni di frenata, forse è stato colto da un malore. I tre stavano tornando da una gita sui colli, come erano soliti fare spesso la domenica. Sotto shock l'intera comunità di San Pietro Viminario, dove viveva Nicolas e tutta la sua famiglia. Intanto la Procura di Padova ha chiesto una verifica di un consulente per chiarire la velocità del camion che venerdì pomeriggio ha provocato un altro incidente con la morte della 17enne padovano Simone Silvestri, che era a bordo di uno scooter guidato dal papà. L'incidente è avvenuto in via Po tra Limena e Padova. Il camion, svoltando, ha stretto troppo la curva, schiacciando lo scooter contro il guardrail. Il padre è caduto a terra e non si è fatto nulla, mentre Simone è rimasto schiacciato dalla ruota posteriore del mezzo pesante. Nel fine settimana nel Padovano c'è stato un altro incidente stradale anche lungo via Gattamelata a Padova, con un'auto che è finita contro un albero ed è rimasta in bilico tra l'argine e il canale, ferita leggermente la conducente, che è stata estratta dalla macchina dai vigili del fuoco. Ed ora invece vi presento l'ospite che si è già collegato con noi, Alberto Maschio, presidente Isolano Albergatori. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Partiamo, insomma, abbiamo visto fatti di cronaca, ne abbiamo accennato anche prima con i politici che erano qua in studio. A Jesolo ce ne sono stati purtroppo diversi, non parliamo solo di risse fra giovani ma anche di aggressioni vere e proprie nei confronti dei baristi e dei ristoratori da parte di cittadini ubriachi o stranieri o meno. Insomma, comunque una situazione molto difficile questa per voi, insomma, per lavorare, perché vi trovate poi in un momento, insomma, come quello di adesso, con la stagione proprio nel pieno. Sì, allora, partiamo dicendo che trattasi comunque sempre di episodi tutto sommato isolati e che quindi parliamo comunque sia, penso, per quanto è successo a Bibione, per quanto è successo a Jesolo, di località estremamente sicure, e di questo dobbiamo fare sempre il cappello introduttivo. Diversamente non riusciremo a fare i numeri che stiamo facendo, ad avere le presenze che stiamo avendo in questo periodo, proprio perché garantiamo comunque delle località sicure. È chiaro che come si diceva prima, quando le località come le nostre iniziano ad avere presenze contemporaneamente pari ad una grande città, nei grandi numeri purtroppo ci si infila anche qualcuno che sarebbe meglio non avere all'interno. Io faccio sempre l'esempio del foglio bianco. In questo momento le nostre località sono dei fogli bianchi con dei punti neri, e quando lo si mostra di solito salta sempre all'occhio il punto nero. È chiaro che non sono cose che fanno star bene, non sono episodi che fanno guardare con fiducia a quella che è la vita sociale in generale. Ahimè, lo diceva prima chi stava in studio con lei, è chiaro che in Italia abbiamo sempre il grande problema della certezza della pena, che è alla base del diritto. Purtroppo consentiamo e siamo un po' troppo di manica larga quando succedono questi episodi e la gente non risponde poi per quello che fa. Il tema è sempre questo, ripeto, parliamo di episodi isolati chiaramente che vanno condannati, ai quali va ovviamente lanciato un abbraccio affettuoso a chi se ne è trovato a doverli subire, perché poi chiaramente potrebbe capitare a chiunque, no? Siamo tutti salvi da queste situazioni pro tempore finché non succedono. Lei proponeva, diceva, insomma, ci sono dei provvedimenti che vanno presi, a parte, insomma, quelli giudiziari ovviamente della certezza della pena, ma lei proponeva proprio dei provvedimenti immediati. Allora, guardi, io anche in un comunicato stampa che abbiamo lanciato recentemente, fine settimana scorsa, in realtà abbiamo voluto anche lanciare delle provocazioni, ovviamente, per certi aspetti. Ma perché questo? Perché vede, da anni si parla, e so che il riconoscimento di status di località balneare che sta cercando di ottenere il G20 delle spiagge d'Italia è anche in funzione di queste situazioni, quindi di riuscire ad ottenere un effetto fisarmonica delle località che in inverno sono località da 15, 20, 25 mila abitanti, ma che d'estate diventano delle grandi città a tutti gli effetti, con i problemi annessi alle grandi città. Il problema è che il dimensionamento della struttura amministrativa, forze dell'ordine di queste località è sottodimensionata rispetto alle necessità estive. Quindi il problema sostanzialmente dei rinforzi, che emerge ogni stagione in maniera ciclica, penso da almeno 20 anni, insomma, non può più essere affrontato solo nella stessa medesima maniera, che arriviamo a inizio stagione, rimpiangiamo i tempi in cui gli organici erano un po' più
folti, perché oggi invece sono tutti sotto organico già in partenza, i rinforzi sono costantemente insufficienti, o iniziamo a cambiare visione, iniziamo a cambiare modalità di approccio, o se continuiamo ogni anno a raccontarci la problematica del fatto che mancano agenti, che è senz'altro centrale e vera, ma se continuiamo a concentrarci su questo non ne verremo mai fuori. Quindi, dato che per lavoro faccio impresa e rappresento una categoria di imprenditori e come tali siamo abituati a intraprendere e quindi a programmare, a guardare al futuro e a essere molto concreti, credo che continuare a piangerci addosso e basta, fermo restando, ribadisco che sono fondamentali gli agenti, ma se ci concentriamo solo su questo, dato che agenti non ne arrivano a sufficienza, continueremo ad avere il medesimo problema, e quindi o iniziamo a portare delle proposte, delle soluzioni alternative come sistema di località, o diversamente il prossimo anno ci ritroveremo nella stessa situazione a fare il comunicato perché mancano gli agenti, e perché lo diremo, perché succederà l'ennesimo episodio, come ripeto, isolato finché vogliamo, ma succederà certamente anche più avanti, per il quale torneremo a rimpiangere il fatto che ci mancano agenti. Ecco, io chiedo ad Alberto Maschio se può attendere un attimo, perché abbiamo qualche istante di pubblicità e anche le previsioni meteo, poi torniamo, anche perché chiederò proprio a lei che cosa chiederà il sindaco appena eletto. Meteo, pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Benvenuti al meteo. Dopo un weekend rovente, l'inizio di settimana sarà ancora insieme all'anticiclone africano. Vediamo il dettaglio di lunedì 27 giugno. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà sereno o al più occasionalmente poco nuvoloso. L'alta pressione infuoca il nostro territorio, temperature infatti in aumento, minime tra 18 e 23 gradi, massime con punte di 35 gradi, ma la percezione di caldo sarà maggiore a causa dell'afa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sempre tanto sole, il cielo sarà terso e limpido, al massimo velato sui monti. Temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime sui 32-35 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sole pieno, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime sui 34-35 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Rieccoci nuovamente in studio ed ora una notizia che è arrivata poco fa in redazione, è accaduto a Bassano davvero pochissimi istanti fa, è crollata la copertura del palco che stanno allestendo per il concerto di Elisa. Non ci sarebbero morti, ma ci sarebbe una persona ferita. Queste insomma sono le prime notizie che ci sono state date. Vediamo se riusciamo a darvi qualche notizia in più nei prossimi minuti. Noi torniamo a parlare invece con Alberto Maschio, eccolo qui. Dunque parlavamo di fatti di cronaca, parlavamo di soluzioni comunque da trovare. Sappiamo che le forze dell'ordine ci sono, però non possono essere ovviamente dappertutto. Lei diceva sicuramente delle iniziative che sono un po' così, insomma, sono state dette un po' in maniera provocatoria, ma secondo lei cosa si può fare di più realmente? Ma guardi, io vi ripeto quelle che sono state un po' le provocazioni fatte in quel comunicato, nel senso che io faccio impresa, faccio l'albergatore, quindi non mi occupo di sicurezza del territorio, quindi ovviamente lascio a chi di competenza poi prendere queste scelte, queste decisioni o individuare delle visioni, delle possibilità. È chiaro, ripeto, che dobbiamo provare a cambiare approccio. Tempo fa so che il comandante della polizia locale di Jesolo vuole provare a mettere in piedi un servizio di sorveglianza tramite droni, ad esempio.
l'uscita, la buttata sui checkpoint, chiaramente insomma era decisamente la parte più provocatoria dell'intervento, però vedo che tutto sommato a qualcosa serve, no? Provocare a volte, perché rimette in moto la discussione e dalla discussione a volte escono le soluzioni. Le faccio l'esempio e anche guardandoci in casa, perché poi spesso e volentieri, vede, quando arriva una prenotazione online tramite un portale, tramite il sito della struttura, poi noi non sappiamo chi ci arriva in albergo. Allora ecco che magari la comunicazione anche tra forze dell'ordine e il mondo della ricettività in generale, non solo quella alberghiera, forse potrebbe essere anche quello un dialogo un po' più stretto, perché quando noi inviamo una scheda PS per registrare un cliente, se questo cliente ha dei precedenti, ha una situazione particolare, in centrale si apre un alert, ma noi non lo sappiamo chiaramente. Non che dobbiamo saperlo, però se fossimo messi nella condizione di rifiutarci a volte di ospitare certi soggetti, certe figure, e questo è un monito che ho lanciato anche ai nostri soci, pur di vendere una camera non dobbiamo accettare chiunque. Certo. Se è evidente che certe persone non vengono qui per far vacanza ma vengono qui per creare fastidi, ma magari facciamo in modo di non farli stare, non devono essere ospiti della località, ad esempio. Senti, invece parliamo di un altro degli argomenti che ormai di cui parliamo davvero da settimane e che è un po' in tutti i settori si sta creando questa problematica, è quella della mancanza davvero di manodopera, manca personale. Ci sono attività, addirittura ci dicevano che hanno sospeso magari la propria attività, tipo ristoranti, il pranzo piuttosto che la cena, proprio perché non hanno il personale per poter aprire tutta la giornata. Sì, ha detto bene, è un problema sociale, non è un problema di categoria. Non è un problema delle imprese, è un problema sociale e andrebbe affrontato in quella sede, onestamente. Il fatto che il turismo riesca a rappresentare una fotografia molto chiara ed evidente di questo problema, perché? Perché concentriamo le nostre assunzioni in un periodo molto limitato e quindi la fotografia diventa molto nitida, ma come ha detto prima, aziende annuali, aziende dell'industria, aziende del commercio, aziende del manifatturiero, qualunque tipo di azienda oggi hanno problemi. I nostri fornitori hanno problemi a trovare autisti. Ora, non mi si possa dire la solita battuta con la quale si liquida questo problema dicendo pagateli di più. Guardate, non è un problema di pagamento, perché spesso e volentieri non si arriva neanche a discutere di questo, che poi forse in passato, e io parto sempre da un'analisi interna, da un mea culpa, forse qualcuno ha approfittato di certe situazioni, ma va, perdonatemi, condannato chi l'ha fatto, quindi non va demonizzato tutto un settore, tutto un comparto. Oggi è più un problema di tempo libero. E questi 2 anni di Covid, che certamente sono serviti da acceleratore per tanti aspetti, anche per questo hanno fatto capire ancora di più l'importanza del tempo libero, vero? Ma allora il tempo libero deve valere per tutti. Allora, se quel tempo libero deve essere garantito per poter andare il sabato sera a mangiare la pizza, ma il sabato sera qualcuno che ti serve la pizza e te la cucini ci deve essere. Se il tempo libero dei giovani, dei nostri ragazzi, e guarda, io ho 3 figli piccoli, non sono ancora in età lavorativa, il più grande ha 9 anni, ma quando arriverà, se dovrà andare in discoteca fino alle 3 di mattina, qualcuno che gli serve un aperitivo o che fa musica all'interno del locale alle 2 di notte ci dovrà pure essere. Allora, o il tempo è un valore assoluto, allora lo garantiamo per tutti, e io provocatoriamente in un incontro con i sindacati recentemente ho detto: guardate, se volete apriamo tutte le attività dal lunedì al venerdì, sera chiuse, sabato e domenica tutti a casa, ma tutto l'anno e tutta l'estate. Poi le vacanze si fanno dal lunedì al venerdì, perché altrimenti, se è un problema di tempo libero che oggi emerge molto frequentemente, allora il tempo libero deve valere per tutti. Però volevamo i centri commerciali aperti 24 ore, no? I centri commerciali aperti fino alle 10 ci piacciono. E allora, cioè, il tempo libero non può essere una scusante per qualcuno nel non voler fare un certo tipo di lavori, però nel frattempo vuole godersi il suo tempo libero facendo sì che qualcun altro impegni il suo per garantirgli quella qualità del tempo libero. Ma ripeto, il problema è sociale. Noi certamente come settore abbiamo delle problematiche, le dimensioni d'azienda, la scarsa... La corta scala sociale, diciamo così, che si può fare all'interno delle nostre aziende, perché spesso uno entra cameriere, esce cameriere, non è che diventa direttore, no? Cioè, abbiamo delle dimensioni aziendali che spesso non ci consentono di far fare questi sviluppi. Ma le dico anche un'altra cosa: il problema della stagionalità, che è evidente, insomma, non ce la siamo inventata, non l'abbiamo voluta a tutti i costi, ma c'è, è un dato di fatto. Il 60% delle presenze turistiche nazionali sono fatte da stagionalità. Ma i ragazzi che lavorano da noi non possono farsi un mutuo per la casa, non possono farsi un finanziamento per acquistare una macchina. Allora magari anche il mondo della finanza probabilmente potrebbe venire incontro, perché a volte ci concentriamo nel guardare la struttura alberghiera, ma è tutto un contesto che oggi rende difficile trovare a volte collaboratori.
Allora, noi possiamo fare un'analisi interna. Il mondo sindacale, lato lavoratori, dovrà fare altrettanto, e quello che io chiedo sempre è che le parti sociali insieme si siedano davanti al governo, perché finché noi continuiamo a farci la battaglia di trincea, una da una parte o dall'altra, e il governo se ne sta a casa e non ci pensa, ma in realtà l'interlocutore con il quale dovremo insieme dialogare è proprio quello. Mi scusi solo un attimo, non so se dobbiamo andare solo un attimo a Treviso, vediamo solo magari qualche immagine, se si può vedere l'immagine, eccolo qui, la vedete, è la storia, un bacino, per fortuna a lieto fine, della bambina che è stata salvata davvero in extremis da questo ragazzo che vedete, il sindaco Conte ha deciso di premiare questo ragazzo, l'ha presa proprio mentre stava cadendo dal balcone. Perché tu puoi piangere o perché sei arrabbiato, o perché sei triste, o perché sei felice. Io non so piatto, la mamma e il papà, e so che sento, e sa me il papà, e mamma sarà piange. Ma piange perché è felice. No, felice no, non c'è. È bene mamma? Ma piange perché è felice, te lo dico io. Va bene? E tu sei felice? Aspettiamo poi di poterci collegare con il nostro collega Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto, che sono lì a Casugana per questo premio che viene dato dal sindaco a questo davvero ormai chiamato l'eroe di Sant'Antonino, dove è accaduto il fatto. Mi scusi Alberto, l'ho tenuta in sospeso un attimo e non so se ce l'ho ancora in linea. Sì, eccolo qui. Sì, ecco, io volevo chiedere, a livello di numeri, avete qualche numero proprio di quanti lavoratori mancano per questa stagione soprattutto? Allora, è sempre un dato difficile, perché purtroppo sono dati che in realtà ha esclusivamente l'INPS o pochi altri, in qualche modo ci si risale, ma sono sempre dati un po' spannometrici. Devo dire che con quest'ultimo mese, con l'inizio di luglio, qualche casella in più è andata via via occupandosi, con i ragazzi che magari stanno finendo gli esami di maturità, con qualche ragazzo in più che si sta collocando per fare quei 2 o 3 mesi estivi, giusto per arrotondare un po'. Prima dell'inizio della stagione, devo dire, mancava tranquillamente un 15-20% di capitale umano ancora nelle aziende. Oggi mi auguro di essere al di sotto del 10% e che quindi manchi solo qualche figura un po' di completamento. Ahimè manca anche qualche figura professionalizzata, che sono quelle che oggi si fa più fatica a trovare, perché molti di questi, anche a causa di questi ultimi 2 anni, si sono collocati in altri settori, tutto sommato magari hanno trovato soddisfazione, forse anche per la qualità della vita diversa, mettiamola così, in altri ambiti, in altri settori, quindi oggi quelli non rientrano, ma direi sotto un 10%. Questa è una problematica, l'abbiamo detto, che riguarda un po' tutti i settori. Abbiamo sentito anche vari ristoratori del Trevigiano e ci dicevano, come le dicevo prima, che molti hanno deciso di fare magari organizzare solo per la sera invece che magari per il pranzo, proprio perché per dare un po' il giro ai pochi lavoratori che sono riusciti a trovare. Da voi lì in zona Jesolo c'è stata questa problematica di qualcuno che ha deciso magari di aprire il pranzo piuttosto che la cena o viceversa? Sì, certamente ci sono stati. È evidente che per il lavoro che facciamo, per l'offerta che diamo, il capitale umano è fondamentale. Noi potremmo avere il più bello albergo del mondo con il ristorante più qualificato, arredato meglio, posizionato meglio, ma senza il capitale umano all'interno non è nulla. Quindi per noi è fondamentale. Non ho dubbi che qualcuno, in assenza di qualità, abbia fatto delle scelte un po' più drastiche e abbia detto vabbè, piuttosto di farlo tanto per farlo, meglio chiudere quel servizio, concentrarmi sul servizio serale piuttosto che rivedere le modalità di servizio, lo standard di prodotto. Scelte aziendali che chiaramente non possono non tener conto di chi ci accompagna nelle nostre avventure lavorative. Senza di loro, ripeto, non siamo niente. La ringrazio davvero. Speriamo davvero che questa situazione poi insomma si possa risolvere, perché mancano in tutti i settori, la situazione è davvero difficile da sostenere un po' per tutte le attività. Grazie davvero ad Alberto Maschio. Non so se riusciamo a collegarci già con Treviso, Casugana, dove vi ho detto stanno premiando questo ragazzo.
Bravo. Adesso ti consegniamo. Allora, non so se sono collegato. Buongiorno, Sì, Lucio, Daniela, buongiorno. mi senti? Sì, Lucio, buongiorno. Ok, allora siamo qui a Casugana, avete visto un'anteprima di questa premiazione, Lorenzo Tassoni, siamo con Lorenzo Tassoni l'eroe, siamo anche con la mamma e siamo anche con la bambina e adesso invece il sindaco procederà ufficialmente a, diciamo così, a questa benemerenza, chiamiamola così, a Lorenzo per questo atto, chiamiamolo eroico, anche se eroe per caso, diciamo, però ricordiamo il fatto, ovvero ha salvato questa bambina che si era sporta dal terrazzo ed è caduta dal secondo piano, lui l'ha presa al volo, quindi l'ha salvata. Prego Sindaco. In realtà Lorenzo, questo è proprio un simbolo che vuole essere un abbraccio della comunità e quindi la comunità trevigiana ha il piacere e l'onore di consegnare a Lorenzo Tassoni il presente riconoscimento come segno di profonda gratitudine e di sincero ringraziamento per aver salvato una giovane vita con uno slancio istintivo di grande generosità e con una prontezza di riflessi eroica. Un atto di grande coraggio e di straordinario altruismo che rende orgogliosa l'intera comunità e che rappresenta un insegnamento di responsabilità, correttezza e di rispetto della vita. Quindi con stima il Sindaco Mario Conte. Grazie davvero di cuore. È un grande abbraccio che la comunità ti dà proprio per ringraziarti per lei. Grazie, molto gentile. Poi adesso Lorenzo, piccolo da parte di tutto, naturalmente il sindaco rappresenta tutta la città, poi sono i consiglieri, questo a nome di tutti i consiglieri, quindi un previso di ringraziamento sincero perché veramente ringrazio a voi. Io sono stato scioccata, è vero istintivo, non riesco neanche a parlare, ti dico la verità. Questo è il risultato. Mi dispiace, ma grazie. Per rispetto a voi neanche a finire. Guardate un attimo, mi ha mandato, guarda, guarda di qua. Ecco, come vedete la foto che immortala questo momento, ma soprattutto questo atto nella semplicità fondamentale. E allora adesso che come dire, è terminata la cerimonia ufficiale. Un super applauso qua alla nostra campionessa. Allora, cominciamo con il sindaco. È scontato, però ricordiamolo, un atto semplice ma allo stesso tempo emblematico della nostra comunità. Stare vicino, prendere, seppur così, in un momento quasi in un lampo, salvare una vita. Ma la vita ha voluto che in quel momento Lorenzo passasse in quel marciapiede e che Nora arrivasse dal terrazzino. È una storia a lieto fine, no? E credo che in un momento particolarmente difficile anche emotivamente per la nostra comunità, per tutte le questioni che ben conosciamo, parlare anche di una storia a lieto fine forse fa bene a tutti noi e credo che questa bambina meravigliosa diventa un po' il simbolo anche della ripartenza della nostra comunità all'insegna di un gesto eroico da parte di Lorenzo, un po' di fortuna, un po' di fatalità, però oggi siamo qui ad abbracciare virtualmente, abbiamo voluto proprio invitarli qui in municipio perché tutta la comunità ha voluto abbracciare e ringraziare Lorenzo proprio per averci regalato ancora questa bambina meravigliosa e credo che questo abbraccio comprenda anche la famiglia che ovviamente è sotto shock. Io li ringrazio di essere qui oggi perché comunque è un gesto bello, una storia a lieto fine, ne avevamo bisogno anche se l'avremmo evitata tranquillamente, però insomma è andato tutto bene, la bambina sta bene, Lorenzo è stato straordinario, ringrazio anche la famiglia di Lorenzo e quindi questo abbraccio secondo me vale tutto e questo è il messaggio più bello che la nostra comunità oggi può ricevere. Ridi mamma. Devo dire che la bambina è molto vivace. Molto vivace. Ciao Nora. Rispondi. Ma senti, ma tu stavi giocando sul terrazzo, cosa stavi facendo? Fatto una tutta da mamma. Insomma, una storia a lieto fine. Guarda, sono stata molto felice perché mi aiuta, questo non è Renzo, per me è un angelo. Non ti dico se anche ringrazio, l'ho baciato neanche i piedi, ma non basta per me, perché sono la figlia unica.
Sono ancora sotto. Sì, va bene così, grazie. Lorenzo, forse questo è il regalo più bello, questo abbraccio. Sì, meno male è andato, sì. Che appunto non sono io il protagonista, cioè è lei che sta bene, veramente. Cioè, sono contento, cioè, veramente. Non so cos'altro dire, cioè. Devo dire che tu hai avuto la prontezza di spirito di girarti quando è caduto il tablet, altri avrebbero tirato dritto, Non lo so, spero di no, nel senso, perché spero che chiunque al mio posto avrebbe fatto lo stesso, perché è lì, cioè, l'istinto di far andare, cioè, di fare qualcosa, se qualcuno ha bisogno e può aiutare, bisogna fare così, cioè, secondo me. Così. Senti, ma quando tu l'hai posata a terra e la prima cosa che ha fatto è andare a vedere il tablet che era rotto, cosa hai pensato? Ho detto, niente, cioè, non ho saputo neanche io come reagire alla cosa. Ispirato, perché ho visto io che è tutto giallo, insomma, è preso proprio un colpo. Vabbè, comunque una storia che è a lieto fine, una storia che abbiamo voluto raccontarvi in diretta adesso con questo abbraccio, proprio perché sia un po', come dire, di buon auspicio in questi momenti sempre molto difficili e molto duri. Una famiglia che continua, una bambina che continuerà ad andare avanti, un giovane che insomma è diventato eroe, che adesso questa storia continuerà a portare con sé. Sì, da un lato sì, c'è dentro di me, però appunto spero che anche finisca così, anche non se ne parli più del dovuto, anche, diciamo, tutto qua. Senti, però gli amici hanno continuato a offrirti da bere, mi pare di capire, in questi giorni, a furia di sentirti raccontare. Anche io ho avuto bisogno anche per digerire la cosa, diciamo, è così. Ok, Daniela, se non c'è altro io restituisco lo studio, naturalmente questa sera faremo un ampio servizio sul telegiornale di Antenna 3. A te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanatto e Nicoletta Rizzetto che ci hanno mostrato questa storia a lieto fine. Fortunatamente abbiamo visto anche l'emozione della mamma, l'emozione anche dello stesso eroe, Angelo, come l'ha chiamato la mamma della bimba. Noi parliamo adesso di Covid. Ci collegheremo probabilmente fra qualche minuto anche con Bassano, dove vi ho dato la notizia poco fa della copertura del palco che è caduta e dovrebbe esserci un ferito. Cercheremo di collegarci con i nostri colleghi che si trovano sul posto lì a Bassano per capire com'è la situazione, come sta andando, se ci sono feriti e a cosa è dovuta questa caduta di questa copertura che si stava allestendo per il concerto di Elisa. Noi andiamo avanti, quindi parliamo di Covid con il consueto bollettino regionale. Abbiamo parlato sempre di un aumento dei contagi, oggi c'è una flessione in Veneto con un totale di 1999 casi, il numero di nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, mentre sono 4 le vittime. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.832.587 e quello dei decessi a 14.789. Prosegue l'aumento invece degli attuali positivi, che ora sono 58.207 con un più 575. Stabile il numero delle ospedalizzazioni, i ricoverati in area medica restano 565, quelli invece in terapia intensiva salgono a 29 con un più 2. Abbiamo parlato del caldo, di tanti ricoveri, di tante richieste di soccorso da parte dei cittadini, la Marca bollente, picco di temperature e raffiche di interventi di soccorso, 150 chiamate solo ieri al SUEM e anche oggi i numeri sono davvero importanti, anche in queste ore i sanitari lanciano l'appello agli anziani: state in casa, soprattutto nelle ore più calde. Pochi passi lungo la strada, poi il crollo, l'allarme e l'intervento del SUEM. A terra un anziano, a Salgareda, salvato in extremis. Solo uno dei tanti interventi di una giornata che ha visto confermare nella Marca l'aumento allarmante di accessi in pronto soccorso per svenimenti e malori da caldo. Siamo in piena allerta disagio fisico, così come certificato dalla Protezione Civile regionale in queste ore, un'allerta destinata a continuare. Le chiamate al pronto soccorso in generale in questi giorni hanno raggiunto un picco di 600 nella Marca. Nella sola giornata di ieri sono stati effettuati 150 interventi su tutto il territorio della ULSS 2, quindi sul territorio provinciale,
150 interventi per malore, sia in casa che in strada. Siamo circa un 15-20% in più della media, sicuramente una quota di questi è attribuibile all'elevata temperatura. Succede quando il territorio è particolarmente rovente. Da 2 giorni la Marca è la zona più calda del Veneto, con temperature che oggi arrivavano anche a 36 gradi e una percezione, dovuta all'umidità, di quasi 40 gradi. E il dato scientifico non tiene conto della cifra che si potrebbe rilevare stando sotto il sole nel massimo picco di caldo e che farebbe lievitare la temperatura anche di oltre 10 gradi. Troppo per stare fuori, anche se a Treviso qualche temerario oggi sfidava pericolosamente l'AFA sulle panchine dei giardini pubblici o vicino a qualche fontana. Per il resto una città soprattutto appannaggio di pochi turisti. Intanto medici e infermieri continuano a essere subissati di chiamate, soprattutto per anziani in difficoltà. Uno, perché il centro di termoregolazione di per sé ha già una sua fragilità, e perché il paziente anziano spesso ha una sua patologia cardiorespiratoria. Stare in casa nelle ore più calde e idratarsi il più possibile, il duplice mantra che deve essere sempre ribadito. Ma c'è anche chi non può scegliere dove trovarsi. È di questi giorni l'appello della CGIL per chi lavora in capannoni al chiuso e con poca possibilità di refrigerio. Questo è un rischio concreto, cioè non stiamo parlando della sensazione sudo, cioè stiamo parlando di ambienti di lavoro in cui, in capannoni, in cui per la tipologia di lavoro molto spesso non c'è il condizionamento, in cui troviamo, oltre che al tema della temperatura alta, anche un tema dell'umidità. I lavoratori che si trovassero in difficoltà a fronte delle temperature altissime a rischio di malore devono essere messi in sicurezza, non possono continuare a lavorare in queste condizioni. Devono essere messe in campo queste azioni, per cui anche qua io invito le aziende a confrontarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per trovare le opportune soluzioni. Abbiamo molte esperienze, devono essere fatti. Rimaniamo nel Trevigiano perché tra i temi ambientali costantemente monitorati dalle forze dell'ordine uno riguarda gli interventi sulle colline del Prosecco, dove non sono più ammesse azioni di sbancamento per posizionare nuovi vigneti. Quindi voi avete intensificato i controlli nel territorio? Controlli sugli incendi, sì. Siccità e pericolo incendi, attenzione massima da parte dei carabinieri forestali, in particolare nelle zone agricole dove la pratica della pulizia col fuoco può sfociare in roghi pericolosi e fuori controllo. Quest'anno abbiamo avuto anche diversi incendi. Abbiamo avuto degli eventi nella zona di Valdobbiadene, sul Monte Grappa. E quindi anche là, insomma, un po' per scongiurare la presenza di piromani, un po' per evitare anche quelle che sono magari delle pratiche colpose che sono comunque da combattere, dobbiamo sempre essere presenti e fare controlli. Ma sulle colline del Prosecco un altro fronte è quello degli interventi a modifica del territorio attuale. Noi ecco, da sempre abbiamo svolto questa attività di vigilanza, di controllo, proprio perché le normative vengano rispettate in maniera attenta, in maniera precisa e pedissequa appunto dai cittadini. Vedo che insomma c'è una maggiore diligenza, proprio perché appunto abbiamo delle stazioni che sono collocate sul territorio e quindi svolgono non solo attività repressiva ma anche attività preventiva, per cui ecco, vengono rispettate le regole, soprattutto per quanto riguarda gli impianti dei nuovi vigneti, e quindi siamo posti proprio a tutela di quelli che sono i vincoli paesaggistico-ambientali, che sono fondamentali proprio perché hanno una loro ratio. Ogni vincolo chiaramente corrisponde a delle finalità ben precise che appunto noi tendiamo a tutelare. Finiti insomma i tempi della benna selvaggia, ma solo azioni di tutela a salvaguardia dei ciglioni, come delle strade che portano gli stessi. Produttori peraltro consapevoli che al di là delle sanzioni c'è un territorio a forte vocazione turistica proprio perché non violentato. Questo è un interesse che vedo che rende, diciamo, ci rende un interesse, diciamo, comune anche con i cittadini, anche con i produttori,
perché è necessario appunto che le normative vengano rispettate da tutti ed è un interesse di tutti. Controlliamo tutto ciò che appunto riguarda la normativa paesaggistico-ambientale, quindi proprio perché per prevenire sia sì, per controllare proprio in modo tale che questi sbancamenti non vengano proprio effettuati, i vincoli vengano rispettati nel miglior modo possibile, nel modo più attento e soprattutto anche gli inquinamenti, che sono ciò che spaventa la cittadinanza. Su questo fronte intensificati i controlli sui sversamenti delle cantine in fossi e canali. Devono essere combattuti, prevenuti e repressi, proprio perché non ci devono essere reflui di vinificazione all'interno dei corpi idrici, che è un'altra finalità a cui appunto i carabinieri forestali tendono. Sappiamo Valdobbiadene e Conegliano, ma non sono gli unici, abbiamo anche Asolo, abbiamo anche Treviso, Vittorio Veneto. Diciamo che le nostre stazioni e il nostro NIPAF sono sempre presenti. Ed ora andiamo subito a Bassano, perché lo vedo sul nostro schermo, Ferdinando Garavello, per parlare di quello che avevamo anticipato pochi minuti fa, che è caduta una parte della copertura. Ferdinando, buongiorno. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Allora, siamo nel parco ragazzi del 99 a Bassano del Grappa. Qui domani sera avrebbe dovuto svolgersi, non sappiamo cosa dire perché non si sa ancora se si potrà svolgere il concerto di Elisa, e alle mie spalle vedete è crollato pochissimi minuti fa, è crollata la copertura del palco. Naturalmente non si sa ancora niente, non sono chiare le cause perché è successo davvero da pochissimo tempo. C'era una persona che è rimasta ferita, non abbiamo ancora informazioni sulla persona che è rimasta ferita. Era un dipendente della ditta che sta facendo le installazioni, secondo le prime informazioni, ed è rimasto ferito. I residenti che abbiamo già sentito ci dicono che hanno sentito prima un boato fortissimo e poi delle grida forti, aiuto, aiuto, venitemi a prendere. Sono accorsi, ma stavano già estraendo la persona, l'operatore, da sotto la copertura che è crollata. È già stato portato via con l'ambulanza, non sappiamo niente delle sue condizioni, ma secondo le prime indiscrezioni pare che non sia grave. Ovviamente tutto è in via di definizione, è una notizia in corso di aggiornamento. Adesso siamo qui con Renzo Rigon per tutte le interviste, tutti gli approfondimenti del caso. È arrivato il sindaco di Bassano, Elena Pavan, per vedere che cosa è successo. È arrivato anche l'assessore ai lavori pubblici. Immaginiamo che stiano parlando con l'azienda, con la società che ha organizzato l'evento. Ovviamente dell'evento non possiamo dirvi niente perché è proprio successo davvero poco fa. Ci sono i carabinieri, ci sono i tecnici che stanno eseguendo, forse non li vediamo perché sono nella parte posteriore, stanno eseguendo i primi rilievi del caso, quindi a questo punto tutto quello che sappiamo è questo: è crollata la copertura del palco del concerto di Elisa, è rimasto ferito un operatore, di più al momento non possiamo dirvi. Grazie davvero Ferdinando. Ovviamente poi ulteriori notizie e informazioni su questo fatto che è accaduto a Bassano nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con il Veneto. Ora parliamo invece di siccità, ne abbiamo parlato finora, il caldo, la mancanza assolutamente di acqua e una situazione dell'agricoltura che è davvero in ginocchio, e lo facciamo insieme al presidente della Coldiretti di Treviso, Giorgio Polegato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, situazione difficilissima, più passano i giorni più ovviamente la situazione si aggrava, si parla insomma di trovare delle soluzioni alternative, perché sennò davvero se dovesse continuare a non piovere, continuare in queste condizioni, davvero sarebbe drammatico per l'agricoltura. Sì, assolutamente, considerando poi che in questo periodo ci sono state le semine di mais e soia, perciò c'è in questa fase particolare una richiesta d'acqua importante per quanto riguarda appunto i campi seminativi. Diciamo però che fortunatamente noi magari ci siamo accorti poco, ma in montagna qualche pioggia l'ha fatta, perciò i laghi si sono caricati in maniera abbastanza soddisfacente, non chiaramente come si vorrebbe, però almeno non siamo proprio all'emergenza che c'era qualche mese fa.
Questo diciamo non ci mette a riparo da appunto le criticità che ci sono e soprattutto per sopperire a quelli che saranno i fabbisogni da qui alla fine stagione. E soprattutto il lago del Mis, che è quello diciamo che alimenta gran parte della provincia, diciamo ha ancora qualche settimana di autonomia, ma bisogna comunque che piova. Questo è fondamentale per far sì appunto che si possa fare tutto quello che è nelle pratiche agricole e non ci siano quelle emergenze che abbiamo tanto diciamo previsto e che spero che non succedano. Una cosa però volevo aggiungere, non ne sta parlando nessuno, oppure se ne è parlato in passato, ma esiste il minimo di flusso vitale che il Ministero dell'Ambiente ha chiesto e purtroppo dobbiamo considerare che una parte per rispettare questo regolamento che a livello comunitario che ci è stato imposto, una parte del fabbisogno di acqua e una parte di acqua che diciamo attingiamo dai laghi, dai nostri fiumi, va direttamente, diciamo, se vogliamo dire, perso, perché non viene utilizzato per scopi umani o scopi diciamo per l'agricoltura piuttosto che per gli allevamenti o per il consumo umano, ma una parte va proprio persa per quanto riguarda appunto per mantenere questo minimo di flusso vitale, che vuol dire che comunque il fiume Piave non può non avere una quantità d'acqua diciamo garantita, e questo vuol dire sprecare acqua in questo caso specifico, visto che comunque siamo in grosse difficoltà, in grosse carenze. So che anche il Consorzio di Bonifica Piave chiede ormai da mesi che venga rivista questa regola. In parte lo è stata, ma non sufficientemente, perché comunque una parte di questo deflusso è già in atto. E faccio anche un appello perché tutte le forze in campo e chi può decidere stia attento a questa situazione, perché, ripeto, non siamo sicuramente nelle condizioni oggi di sprecare acqua, ma dobbiamo pensare di utilizzarla per il verso giusto, che sono appunto l'uso umano in primis, animale e per l'agricoltura, per i seminativi. Buttare o sprecare acqua in questo momento qua credo che non sia assolutamente una cosa utile da fare, e si potrà farla magari in futuro regolamentata e quando ci saranno le condizioni, perché oggi, ripeto, non ci sono quelle quantità che ci garantiscono di fare anche questo passaggio che ci viene imposto e va ulteriormente a aggravare la situazione. Ecco, fra l'altro il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio dice non si può escludere il razionamento diurno dell'acqua, quindi insomma la situazione è di vera emergenza, anche se le dice insomma fortunatamente non così, ma la situazione è grave. Abbiamo comunque sentito la Coldiretti, se non sbaglio, diceva anche di Venezia che si parla di danni importanti alle colture. Quali sono le colture maggiormente che soffrono in questo momento? Ma come dicevo appunto il seminativo, soprattutto in questa fase qua, ha necessità di quantità importanti, parlo di mais e soia in primis, e che per avviare diciamo la crescita delle piante deve essere irrigata. E questo fabbisogno è per arrivare al massimo fino al 15 di luglio, dopodiché una volta che le piante vengono svezzate, chiamiamolo, diciamo così, si riesce comunque in qualche maniera a diminuire in maniera drastica il consumo. Però per altri 15-20 giorni c'è questa necessità che è fondamentale per poter diciamo, mantenere i nostri campi irrigati e produttivi. Sappiamo che quanto importante sia produrlo internamente piuttosto che andare a comprarlo, al di là dei prezzi che sono schizzati in maniera esagerata, ma anche la reperibilità di materie prime con l'avvento della guerra con l'Ucraina che sta producendo al 50%, con la Russia che c'è l'embargo, chiaramente siamo veramente in difficoltà e dobbiamo pensare di autoprodurre tutto quello che riusciamo a fare. Però naturalmente dobbiamo avere l'acqua per poterlo fare. Se non dovesse arrivare la pioggia o non dovesse esserci una soluzione, cosa può accadere?
Il problema domani, mercoledì, mi sembra che sono previsti dei temporali e sono assolutamente necessari per sopravvivere in questo momento qua. Portare fuori la stagione e rendere a tutti quella disponibilità e quel consumo vitale. Non possiamo pensare sicuramente di vedere i fiumi in piena, magari, ma almeno riuscire a garantire il fabbisogno necessario per la sopravvivenza. Ripeto, avremo ancora un altro mese, diciamo, di difficoltà per riuscire a sopperire a questa, sperando nel frattempo che le piogge siano sì abbondanti, senza però quei fenomeni che abbiamo visto per il passato, fanno più danno che... Ecco, il fatto è questo, il rischio è di avere questa siccità prolungata e quindi che crea danni, però poi il rischio sono i temporali forti con bombe d'acqua che in realtà non sono insomma, positive per l'agricoltura, ma creano ancora più danni. Dobbiamo pensare che l'anno scorso, nell'estate 2021, ci sono state 60 precipitazioni in provincia di Treviso con 56 grandinate, perciò ogni temporale è una grandinata. È chiaro che non viene sempre a macchia di leopardo, però comunque dove capita fa danni. Questo speriamo che non succeda, ma che vengano invece quei temporali estivi che si ricordava qualche anno fa, che erano assolutamente necessari, importanti, senza dover far danni agli agricoltori. Ecco, vediamo insieme un servizio, perché se una delle evidenze della siccità è il calo del livello dei fiumi, l'altro, ma molto meno evidente, è il calo delle falde che si può notare in bacini chiusi come le cave, che si stanno rivelando come preziosi bacini però di riserva idrica. Vediamo. Continuano a calare i livelli dei fiumi nonostante dai bacini montani sia aumentato il rilascio d'acqua. E questa è una drammatica evidenza di questa siccità. Ma quella che potrebbe diventare ancora più problematica è l'abbassamento delle falde sotterranee, punto di pescaggio per acquedotti ma anche per aziende del settore, talora famose della zona. Che non si vede ad occhio nudo se non in bacini chiusi come le cave. Qui siamo lungo la Castellana, in quello che è diventato il laghetto Biasuzzi. Voi da una vita siete qua, avete notato qualche differenza sulla... Effettivamente 1 metro, 80 centimetri, 1 metro di dislivello c'è e speriamo che piova. Ma è successo in tanti anni di attività, sottolinea il titolare del locale che guarda il laghetto. Ennesimo segnale preoccupante di una situazione idrica sempre più critica, anche in un territorio come il nostro, da sempre ricco d'acque. Significa che non c'è più acqua nella pianura. Quindi l'acqua, tutta la pianura va sotto. Però attualmente le cave potrebbero essere tranquillamente dei posti dove prelevare acqua per portarla dove c'è bisogno. Bacini artificiali nella maggioranza dei casi chiusi e dismessi, alcuni dei quali diventati luogo di abbandono dei rifiuti. Zone che ora, ma anche in futuro, potrebbero tornare preziose se, come sottolinea Italia Nostra, protette e controllate. Un'idea, quella della conversione in bacino idrico, su cui sta già lavorando uno dei comuni più bucati d'Italia, come si definiva fino a qualche decennio fa Bedelago. Qui l'assessore Marco Perin punta a convertire la cava di Via Baracche, al momento con un progetto di espansione dell'escavazione bloccato e parere negativo del comune. Tutto questo mentre da tempo la regione sta spingendo perché le cave diventino dei bacini di laminazione, ovvero si riempiano in caso di piene per evitare inondazioni, per poi tornare a svuotarsi alimentando la rete irrigua dei canali. Un progetto che Italia Nostra aveva già proposto oltre 30 anni fa, sottolinea Alberto Zandi Giacomi, che ricorda anche un'altra proposta di quel tempo. Ho sentito oggi che la regione ha deciso di chiudere tutte quante le fontane a getto continuo, secondo una proposta fatta 30 anni fa da Italia Nostra. La cosa sarebbe semplicissima, basterebbe portare un rubinetto, regalarlo, perché sarebbe un guadagno enorme per tutta quanta la regione. Presidente, dunque ha sentito, secondo lei potrebbero esserci queste soluzioni anche? Ma tutto quello che è spreco oggi non ce lo possiamo permettere, ma non ce lo possiamo permettere neanche prima, ma oggi tanto meno. Perciò io credo che l'attenzione deve essere massima, ma anche nell'uso quotidiano che facciamo a casa dobbiamo cercare in tutte le maniere di risparmiare acqua per non trovarci appunto che ci venga anche razionalizzata, perché uno
di rischi sicuramente che in futuro potrà capitare. Io credo spero che quest'anno sia un anno eccezionale e che non sia la regola, perché se così fosse sarebbero problemi veramente importanti e gravi. E comunque una buona sana abitudine di risparmiare acqua credo che sia un'educazione che dobbiamo avere tutti quanti, insegnarla anche ai ragazzi, perché è assolutamente necessario per il rispetto dell'ambiente in primis, perché ormai è un patrimonio che dobbiamo garantirci per il futuro. Presidente, ci fermiamo un attimo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo qua in studio per l'ultima parte di questa prima edizione. Rieccoci nuovamente in studio per questa ultima parte della nostra prima edizione. E volevo chiedere al Presidente, si parlava con l'assessore Caner di trovare delle soluzioni importanti, innovative, proprio per evitare di trovarsi proprio in una situazione di questo genere, come quella di trovare dei bacini dove quando piove tanto riempirli con l'acqua e poi usufruirne quando in realtà ci sono questi grossi periodi di grande siccità. Sì, esatto, bisogna creare delle riserve nel periodo autunnale, soprattutto quando ci sono grandi precipitazioni, e quando sono da svuotare i laghi a monte e riempire queste riserve, che sono fondamentalmente le cave dismesse, che vanno bonificate in modo da creare questi bacini che ci permettono di poter attingere l'acqua quando ne abbiamo bisogno. Non è mai stato fatto questo purtroppo, ma oggi è assolutamente necessario pensare di non sprecarla, di non buttarla in mare, ma di tenerla in appositi appunto cave o dismessi o comunque bacini dove si possono andare ad attingere in momenti di criticità, soprattutto estiva. Chiaramente tutto questo ha un costo importante, lo sappiamo, ma nel PNRR assolutamente si dovrà trovare le risorse per iniziare questo percorso, che non sarà veloce, non sarà facile, ma è assolutamente necessario. È un progetto che va assolutamente realizzato per non trovarci in queste situazioni, ma anche perché, ripeto, è un peccato avere acqua a disposizione dolce e doverla, come è successo anche nell'autunno scorso, svuotare i laghi per precauzione nel caso in cui le precipitazioni fossero state abbondanti, svuotarli e buttarli in mare invece che recuperarli in situazioni dove ci permetterebbe oggi di avere una prospettiva completamente diversa e non parlare di criticità. Ecco, il consiglio dunque, Presidente, rimane quello che diamo sempre, di stare davvero molto attenti in questo momento a utilizzare l'acqua solo nel fabbisogno, insomma. Assolutamente. Quando pensiamo al rubinetto che scorre senza nessun motivo, è uno spreco che non ci possiamo assolutamente permettere, e credo che si debba iniziare a ragionare e avere un comportamento completamente diverso rispetto a prima, di rispetto di un tesoro, di un prodotto straordinario e fantastico che per noi è vita, e perciò dobbiamo assolutamente pensare a un consumo minimo e non sprecarne l'utilizzo, in primis noi nelle nostre abitazioni. Grazie davvero Presidente, grazie. Grazie a voi. Grazie. Buon lavoro. Noi ora ci spostiamo in provincia di Padova, perché c'è stato un grande successo per il concerto della Rinascita 90 Padovana. L'omaggio al maestro Ennio Morricone porta a Villa Giovannelli Colonna 1200 persone. Di E più ti penso, dal capo i 45 elementi dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta hanno celebrato la carriera del maestro Ennio Morricone per i 1200 spettatori radunati a Villa Giovannelli Colonna. Sono triste, sconsolato.
una serata evento di musica, ma anche di storia con l'attrice Giustina Renier, che ha raccontato la storia di Noventa Padovana e della magnifica villa Giovanelli Colonna. Inizio subito. Il toponimo Noventa è presente in numerosi testi medievali, sì, dal 978. In apertura spazio anche per la giovanissima arpista Margherita Spicci, noventana d'elezione, che ha scelto Padova per la sua formazione musicale. Una serata fortemente voluta dall'amministrazione locale, che torna a proporre un concerto a Villa Giovanelli Colonna dopo quasi 50 anni. L'ultimo concerto è stato fatto nel 1972, quindi sono tanti anni che non veniva aperta. Per noi è una grandissima soddisfazione, soprattutto perché è una villa privata che viene aperta in accordo con l'amministrazione comunale. Un libro sull'ideatore delle Frecce Tricolori, orgoglio nazionale, che ha un po' di trevigianità nella sua storia. La presentazione qualche giorno fa a Palazzo dei 300. Sentiamo. Le Frecce Tricolori sono nate grazie a lui. Non ci fosse stato lui, forse non so quando sarebbero nate. È proprio il padre delle Frecce Tricolori. Un libro sul papà delle Frecce Tricolori, un volume presentato nel Salone dei 300 ad una platea non solo di cittadini e aviatori, ma soprattutto di appassionati della pattuglia acrobatica nazionale. Ha lottato per fare una pattuglia acrobatica professionale, fatta di professionisti, piloti e specialisti, che potessero rappresentare in maniera adeguata l'Italia in Italia e all'estero. E l'obiettivo è stato raggiunto e l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Una vita avventurosa, quella del pilota Mario Squarcina, padovano, classe 1920, combatté nei cieli prima di Malta e poi della Libia. Mai abbattuto, si ferì gravemente nell'atterraggio in pieno deserto a Sidi al Barrani durante l'imperversare del temuto Ghibli, tempesta di sabbia e vento che azzera la visibilità. Ed è in convalescenza che viene trasferito a Campoformido, dove molti anni dopo la guerra venne incaricato di fondare la pattuglia acrobatica nazionale. Squarcina è stato, ovviamente, essendo il fondatore, il primo comandante delle Frecce Tricolori. È lui che poi ha dato il nome alle Frecce Tricolori, che ormai non si dice neanche più pattuglia acrobatica nazionale, ma si dice le Frecce Tricolori, e sono identificate così in Italia e all'estero. Mai il nominativo migliore fu scelto. Frecce Tricolori che sono legate a Treviso per tanti piloti passati a Sant'Angelo e Istrana, come il colonnello Assenzio Gandoni. Io ho avuto la fortuna a Treviso di volare con Squarcina, ma poi al mio gruppo, il 103esimo gruppo, c'erano tanti diversi altri piloti che veramente mi hanno curato. Infatti quando sono andato alle Frecce Tricolori, col benestare di Squarcina e anche del colonnello Di Lollo, anche lui comandante delle Frecce Tricolori dopo Squarcina, diciamo che la posizione l'avevo già acquisita, però dovevo affinare a fare le altre manovre acrobatiche, tipo il ventaglio, il doppio tonnò, l'apertura della bomba, l'incrocio e quant'altro. Ma Treviso è un po' città delle frecce anche perché il loro papà riposa qui a San Lazzaro. Questo evento organizzato qua a Treviso è proprio anche per rendere omaggio alla città di Treviso, dove lui ha vissuto gli ultimi 20 anni e dove è deceduto il 23 luglio del 1998. Tra l'altro il rito funebre è stato fatto nella chiesetta del 51esimo stormo di Strana. E quando si parla di piloti delle frecce non chiamateli mai Top Gun. Insomma, siete i Top Gun italiani? No, Top Gun no, bisogna sempre stare molto con i piedi per terra, perché un elemento essenziale è l'umiltà. E con questo servizio si chiude questa nostra prima edizione. Ringrazio i registi Francesco Ceron e Mattia Pizzaia che ci hanno seguito, anche gli ospiti che sono venuti qua in studio, che abbiamo collegato via Skype, e a voi telespettatori per averci seguito. Grazie e arrivederci.